It's showtime. Battiamo il Cagliari. Vedo il bel gioco. Vedo il 4-1. Siete pronti? Eccetera eccetera, perché dobbiamo andare live, non posso perdere tempo, non possiamo perdere più tempo. Eccetera eccetera, ragazzi, sono cose straordinarie perché voi non siete ancora pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà. Gli anni 80, esatto Falco, vi vedo ragazzi, pum, perché è l'hashtag dell'altra partita, allora, dell'altra reaction. Fermi, calmi, perché già lo so, già lo so. Vi saluto tutti, ma prima, come dopo, perché fa dopo, bisogna lanciare la notifichetta al gruppo Telegram. Voi siete già uniti al gruppo Telegram, boom, lanciata, siamo live a godere e facciamo un'altra cosa, visto che il 2021 è l'anno social, perché è proprio l'anno social, si lancia la notifichetta anche su Twitter. Boom, notifichetta anche su Twitter pronta, ho lanciato la notifichetta anche su Instagram ed è su Instagram che voi dovete scrivermi un messaggio privato se avete Amazon Prime e lo saprete il perché è un modo di supportare il canale che per voi è gratis, quindi è importantissimo che mi mandiate un messaggio privato su Instagram, sapete come trovarmi, Valerio Fluido, in modo tale che potete avere un supporto diretto che per voi è gratis e vi spiegherò tutto lì. Allora, devo andare piano perché già lo so, poi uno si deve gestire, però sono contento e dobbiamo proprio salutarci prima di tutto, prima di fare tutte le cose e parlare di questa partita che a me ha divertito tantissimo. Andiamo piano, andiamo con calma. Allora, prendo messaggi. Giuseppe Argento, buonasera. Alfredo Bobotta, buonasera. Ho visto da New York il DJ Massimo Selvaggio, buonasera. Giuseppe Vespero, buonasera. Falco, buonasera. Giancarlo Pacelli, buonasera. Buona partita di Fabian, esordio di Ramani, il rigore di Insigne, il tour a Lourdes ha ripagato le aspettative. Si gode, forza Napoli. Alfredo D'Angelo, grande Napoli, sono sempre qui da Taiwan e mettete il mi piace. Ciao Mariano, scrivete su Instagram, mi raccomando, ci ricorda l'ottima Rita. Buonasera Valerio, li abbiamo massacrati, grande Napoli, oggi se Maximovic va a 3 all'ora. Silvio, parleremo anche delle cose che non ci piacciono perché noi lo sapete, non siamo risultatisti, facciamo sempre amore, Lino Bailo, sei un amore, sei il primo, sei straordinario come sempre, alla grande. Ti ringrazio e ti voglio bene, grazie sempre per il supporto, amico mio. Oggi ci divertiamo. Ammetto che oggi c'è stata un'ottima prestazione tattica, spero solo che Gattuso riesca a mantenere questa qualità di gioco. Bene Lionel, perché noi non siamo prevenuti, anche se certe cose non ci piacciono, quando le vediamo bene le sottolineiamo e viceversa, anche quando certe cose ci piacciono e le vediamo male le sottolineiamo. Achille Trotta, buonasera. Da quanto non lo so, io l'avevo dimenticato, però anche il rigore. Se avete visto la reaction che sta qui nella chat bloccata in alto, io esordisco con un rigore inutile, perché il rigore sul 3-1, io voglio il rigore quando è importante, però anche questo poi lo approfondiremo tranquillamente. Finalmente mi sono divertito per una volta, anche se un piccolo appunto c'è da fare, soliti 20-30 minuti di sonno tra fine primo tempo e inizio secondo, stile Toro-Lazio. Non tutto benissimo Andy, però oggi bene, cioè la parola giusta è bene, poi affronteremo veramente con calma più specifica. Ragazzi, lasciate il like perché oggi l'obiettivo like, visto che abbiamo vinto 4-1,
4-1, obiettivo like 300, non voglio sapere niente, 300 like è ben pagata questa live, perché lo sapete, andiamo live, oltretutto io sto su StreamYard, lo vedete, la versione free, perché per ora purtroppo la versione free vi posso permettere, c'è il pericolo che sto al limite del mese, quindi se salta tutto sapete perché è saltata, perché c'ho il limite dell'orario, però non vi preoccupate, se salta tutto io poi posso riprendere su StreamYard, quindi se voi improvvisamente che è successo, no, StreamYard restream, quindi state tuned, voi sapete come ritrovarmi, non c'è problema. Nino Bertucci, buonasera, e come godo per la mia magica, sotto il diluvio abbiamo vinto in un campo impraticabile, Dzeko che gol, ragazzi ho dato uno sguardo alle altre partite, le affronteremo. Gennaro Messina, Osimhen ha chiesto scusa, ho visto, l'ottimo Evelyn me l'ha girato su qualcuno, non lo so se era Evelyn, non fatemi dire cose sbagliate, tra pochissimo in live, stai zitto Saverio solito, l'avevo mangiata la notifica, sì, chi me l'ha mandato? Penso proprio no, Sangue Azzurro mi aveva mandato la formazione. Era Evelyn o qualcuno su altre piattaforme, non lo so, non mi ricordo più, ma le scuse di Osimhen le abbiamo viste, sono secondo me giuste, e tutti chi non sbaglia scagli la prima pietra, è importante chiedere scusa subito, molto bene sotto questo punto di vista. Buonasera, oggi ci sarà qualche ospite, grande la mia Roma 1-0 contro la Sampdoria, gol di Dzeko sotto il diluvio, sto godendo come un riccio, ragazzi, un ringraziamento a tutti i legionari, ieri siamo stati di nuovo ospiti da Asso, è sempre un piacere, mi trovo bene, mi sento a casa, quindi grazie di essere passati anche da questa parte. E la Lazio sta a -8, che freddo, giustamente, ci sta. Zielo sta iniziando a bullizzare i centrocampisti avversari, è proprio vero Mariano, è proprio vero, si è preso, secondo me quest'anno si è preso proprio la responsabilità mentale, sono più forte degli altri e lo devo mettere in pratica, perché altrimenti noi stiamo sempre aspettando, in questo momento lo sta dimostrando, è veramente bene. Insigne la mette nell'angolino, inizio a fare il veggente perché tu l'avevi previsto, caro Evelyn. Esatto. Giancarlo Pacelli, il primo passaggio sbagliato di Fabian mi ha fatto bestemmiare, poi è migliorato. Giancarlo, io non so se tu ti riferisci a quello dove praticamente lui in area la mette dritta in calcio d'angolo. Oltre a quello, a me mi ha fatto bestemmiare quello che ha fatto sul gol subito, perché lì è andato moscio. Però Fabian è un tema. Fabian oggi per me è da 6,5 perché ha sveltito, ha impostato, si è andato a prendere il pallone, ha toccato a volte anche di prima, quindi molto meglio del solito, e dimostra, Bicarbonapoli subito, hashtag Bicarbonapoli, e dimostra che può giocare anche a 2, che non è detto che deve giocare per forza mezzala, che può giocare anche con Bakayoko, che tocca tutto a lui, non è un problema di modulo, lo ha dimostrato. Punto e basta, non torniamo sempre indietro a dire solo 4-3-3, non ci credo. Luigi Della Vecchia, per me il nostro Amato Napoli non capisce cosa significa amministrazione del gioco, quando stiamo perdendo non vedo l'urgenza di segnare e quando stiamo vincendo ne vedo troppa. Luigi, secondo me c'era la voglia di chiuderla perché il Cagliari, se la lasci in bilico, il Napoli ha paura della siringa e quindi è un problema anche quello. Secondo me la foga no, capisco cosa vuoi dire per la foga, ma bisognava segnare perché nel primo tempo abbiamo fatto tantissima roba e comunque non siamo stati, come si dice, cinici, e quindi bene averlo fatto poi dopo. Buonasera Marcello, adesso si è giocato bene, sempre dovremo giocare. Scream, non avere fretta quando scrivi tutte le cose piano piano, una lettera dopo l'altra, non c'è fretta, lo puoi riscrivere, perché sennò vado in difficoltà. Non ho mangiato niente, amico mio, è l'acqua e Mummer. È l'acqua di Mummer, che è praticamente un po' di bollicine, e con tutte queste bollicine
Io poi parlo in fretta e questo è il risultato, non c'è niente da dire. Giuliano Bati, ciao caro, ma perché nessuno dice che l'Inter è sopravvalutata? Prendi il centrocampo di uno qualsiasi squadra di media classifica più forte, solo l'attacco si salva, non vince lo scudetto. Giuliano, non so se non vincerà lo scudetto, però hanno gli specialisti e segnano tanto, cioè sono anche vulnerabili in difesa, hanno preso 2 gol dal Crotone, però loro segnano tanto e quindi sono una candidata seria non avendo l'Europa. Attenzione a Brewer, Ruttino, pigliate sto caffè, grazie amico mio, me lo prendo volentieri, grazie sempre per il tuo supporto e per la tua presenza anche sulle altre piattaforme. Avete sentito quel tin? È un amico che devo stoppare subito, sono live, ti chiamo dopo, altrimenti andiamo in difficoltà perché andiamo in molta seria difficoltà. Allora, avevo visto anche il Fiorentina 1926, ho visto la Fiorentina 0-0 col Bologna, giusto? 0-0 col Bologna? Ho visto bene? Sì. Roberto Ciambelli, buonasera, buon pomeriggio, non so voi. Allora, Pablox che saluta, che aria si respira a Casa Viola, ce lo può dire? Ma allora Ramani è vivo? Allora ragazzi, non solo è vivo, non solo l'abbiamo visto esordire ed è stata una cosa simpatica, abbiamo visto che è mentalizzatissimo per fare il fazzoletto nel faccimma insieme agli altri perché si prende qualche rischietto anche lui, però è bene che è vivo e da Gigli Story, che è il nostro insider per quanto riguarda le cose di giurisprudenza, ci dirà una cosa su Milik che dopo ve la dico, che arriva direttamente da lui. Caffè, bicarbonapoli e i limoni, signora! I limoni! Calma, sono troppo eccitato perché ero un po' preoccupato per questa partita, ragazzi, devo essere sincero, perché il Napoli sarebbe sprofondato nella depressione più totale e questo non poteva succedere. Hai sentito le parole di Gattuso su Osimhen? Comunque niente multa ed ha chiesto giustamente scusa. Allora, non ho sentito le parole di Gattuso, ragazzi, se voi volete che io analizzi le parole di Gattuso me le dovete copia e incollare, però non copiatemi il link altrimenti vado in difficoltà, dovete incollarmi le parole di Gattuso e io ve le commento. Quindi niente multa, mi dici tu, ok. Secondo me una punizione c'era, ma magari c'è stata la ramanzina anche va bene, le scuse a me sono piaciute, quindi bene così. Buonasera Vale, volevo chiederti anche se la partita era morta al 4-1, ma quando è entrato Ramani mi ha dato una sicurezza incredibile, lo vedo molto bene anche tecnicamente. TD, troppo presto per sentirci troppo sicuri. Per me è un giocatore, è un marcatore, è un buonissimo marcatore, tecnicamente non sono convintissimo ancora, dobbiamo vederlo sul lungo, ma è bene che lo cominciamo a vedere, perché deve prendere confidenza con il campo e con i compagni, sicuramente. Rahmani incomincia a mettere minuti per la Coppa Italia e lì credo che giocherà di più e potrà mettersi in mostra assolutamente Marco. Tina, che poi sarebbe Ivan, ciao Vale, avevo detto io che dopo il pareggio andremo a vincere, non ho paura di dire che la prossima andrà vinta easy, grande Napoli, grande Vale, forza Napoli e forza Valero, like messo, bravissimo amico mio. La prossima è con lo Spezia che però ha perso col Verona, con un Verona che poi sono andati anche hanno avuto anche un'espulsione. Io ho paura quando perdono, ti devo dire la verità, però lo Spezia gioca benino e magari con le squadre che giocano di più a calcio il Napoli può sfruttare anche degli spazi. Pum! 100 like, road to 200, forza, bravissimi tutti ragazzi, siamo già in tanti, io voglio pensare che questi 144 che vedo qua sopra sono tutti già iscritti, ma se non lo siete, siete completamente pazzi, perché lo sapete che questo canale esplode quest'anno e quando esploderà, oltre al fatto che arrivando a 5.000 io faccio la giveaway e vi regalo cose, attenzione la Fiorentina, attenzione, serve urgentemente una punta,
Ciao Valerio, ciao amico mio, benvenuto, tu sei oramai un abitué di questo canale, ti saluto e ti ringrazio. Vi serve una punta? Io non lo so se la Fiorentina è forte su Caicedo, se la Lazio ha intenzione di cederlo. Un pensierino a Milik voi ce l'avevate fatto, mi sa che è lui che non è voluto andare e secondo me fa male lui. Paolo Del Genio Official Club, ciao Vale, grande Napoli oggi, è un bel nome, so che non sei tu Paolo, ma con Paolo abbiamo un rapporto telefonico e privato, lui non è molto social, non ama, però mi fa piacere anche che l'Official Club sia qui con noi, perché lo sapete la stima che provo verso l'ottimo Del Genio. Pucina, un saluto e un like per te, alla grande amica mia, così si fa. Ciao Vale, secondo te Ottuso metterà dall'inizio Rachmani? Ma Ottuso è un errore di stampa, perché ragazzi, Gattuso, tutto mi sembra tranne che Ottuso. Calma con i giudizi, dall'inizio Rachmani probabilmente in Coppa Italia, adesso piano piano, non c'è fretta, come dico dall'inizio della stagione non c'è fretta, quando hai Koulibaly e Manolas che giocano bene insieme non c'è fretta, quando Maksimovic è la prima riserva non c'è fretta, Maksimovic imposta un pochino meglio, quindi se metti Manolas e Rachmani vai un attimo in difficoltà e poi io bestemmio, quindi piano piano. Fabrizio Zamprotta, ottimo anche lui, bella prestazione ma me l'aspettavo perché il Cagliari è una squadra che dietro qualcosa concede e noi ci andiamo a nozze con queste squadre e vediamo che possiamo fare con Fiorentina e Udinese. Grande Fabrizio. Allora, vediamo un pochino. Comunque oggi il Napoli ha convocato un 2002 per mancanza di giocatori, Cioffi, e niente, si è fatto male anche lui nel riscaldamento. Non ci posso credere. Madonna mia. Dove sta? Io ogni tanto metto le corna, no? Per scongiurare certe cose, ma devo prendere un cornicello rosso rotto e regalato. Me lo dovete regalare. Un cornicello, perché se lo compri il cornicello non ha senso. Quando è regalato funziona. Maledizione, la maledizione di Milik. Esploderà, ma non dimenticherai mai noi amici bellini che siamo qui. Esatto, amico mio, questo volevo dire. Sono stato interrotto dall'ottima donazione. Io nomi come te, Deku, vedo le scritte Gigli, vedo Ivelin, eccetera, eccetera, Angela. I nomi vecchi sono entrati qua. Poi a un certo punto i nomi saranno talmente tanti che la mia memoria, però voi che siete della vecchia guardia vi ricorderò bene. Quindi se vi state iscrivendo adesso, commentate, ma vi chiedo, commentate anche i video, non solo in live, perché in live qualche messaggio me lo perdo, purtroppo e ovviamente. Quando commentate in video io rispondo a tutti e comincio a memorizzare i nomi, quindi poi quando venite in live è più facile anche beccarvi, è una cosa del genere. Zelinski da 10 è amico, doppietta, ottima prestazione, se non gli metti 10 gli devi mettere comunque 9. 10 magari è per la tripletta, ma 9 è assolutamente meritatissimo. Steve Austin, vorrei un passaggio di prima da Bakayoko quando costruiamo dal basso, a volte l'ha fatto, fidarsi di più dei propri mezzi per velocizzare l'azione, sì, e un paio di volte l'ha fatto, però di Bakayoko ragazzi non è neanche la fisicità che a me impressiona, è il senso della posizione. Se il Napoli riesce a bloccare certe azioni sul nascere è per il senso della posizione di Bakayoko, veramente importante. Si gode per i 4 limoni a quel clown di Cragno che se le dimentica più le parole che ha detto 1 o 2 anni fa quando disse prima di un Cagliari-Napoli vogliamo fare il favore alla Juve. Ah, vedi, io avevo pure dimenticato questa roba qua. Va bene, ci sta. Allora vediamo un pochino. Ziolinski ottimo, io a volte lo chiamo Zielinsko. Mi sembra strano, è un ragazzo troppo in gamba, non lo so se parli ancora di Cragno, ma comunque oggi la palla girava con la giusta velocità, pressing fatto pure con intelligenza e poi Zielo mostruoso e Ciuchi, ragazzi che punta sempre l'avversario, mi arrizza assai. Ciuchi ragazzi è un dispensatore automatico di cartellini gialli,
è un dispensatore automatico di cartellini gialli, veramente fa la differenza, fa la differenza. Ho visto Spegno Petarso smarcato, ma non gliela passano. Non lo so, Amorra, io ho visto che Petagna si è impegnato tanto, purtroppo ancora una volta sotto porta perde magari perde un tempo di gioco, non è immediatissimo nel tirare, però ce l'ha messa tutta, è entrato anche nei gol. Per esempio il gol di Lozano è su un calcio d'angolo finalmente, dove abbiamo mosso la palla, lui mantiene 3 giocatori dietro che non li fa muovere, non li fa aggredire la palla rimbalza, lui tira, rimpallo, Lozano rapace, quindi lì è anche merito suo, quindi molto molto bene. Seravale, le assenze contano fino a un certo punto se si entra in campo con l'atteggiamento giusto, ora però bisogna trovare continuità. Zielinsk da film porno, assolutamente sì, Top Gun, sono d'accordo su tutto. La mentalità, l'atteggiamento, l'approccio è più importante del modulo e dei giocatori, perché questi giocatori ce l'hanno, poi lo devono dimostrare sempre, Sono pro Petagna, è arrivato come terza punta, non capisco quelli che lo criticano e magari si eccitano per Cutrone, ma non penso, ci sta poco da eccitarsi per Cutrone sicuramente. Petagna sta facendo il suo mestiere, ragazzi. Prima punta no, però come terza punta ci può stare. Ieri sono passato da Lazio, è sempre un piacere vederti nelle altre live. Ad oggi senza dubbio posso dire che sei lo youtuber napoletano più propositivo e più fresco. Mi piace fresco e fluido, è il mio obiettivo, quindi va bene. Politano non vuole vedere Lozano. Attenzione, c'è polemica, c'è un caso, volendo fare il caso magari perché si giocano il posto su quella fascia, e allora dici tu Politano non vuole dare un altro gol a Lozano, altrimenti lui diventa riserva. Non lo so, Politano mi è piaciuto tanto a inizio stagione, va bene che sia come seconda, come riserva di Lozano, è abbastanza tanta roba, Osimhen deve tornare velocemente, lo aspettiamo. Adesso dobbiamo aspettare la positività. Di nuovo è successo di nuovo, vabbè, piano piano mi passeranno anche le bollicine. In questo momento, Daniele, non c'è dubbio, Lozano ti dà tanto in più, movimenti alle spalle, ti dà la profondità che Politano non ti dà. Politano gliela devi dare sulla palla, quindi sì. Sto solo aspettando una collaborazione tra 3 e G7, sono nella waiting room. Amico mio, gli ho fatto gli auguri di Natale, di buon anno, mi ha risposto tanti auguri, poi gli ho scritto ci volevo vedere, l'avevo invitato in una live e non mi ha risposto più. Sinceramente io non posso scocciare la gente, se non gli va e io non posso insistere più di tanto, mi dispiace scocciare la gente, e va bene anche così. Abbiamo altri ospiti con cui fare delle collaborazioni di ottima qualità anyway. Bicarbonapoli e like alla live, supportiamo Valerio e amici, grazie Rita, siamo 174, quanti like? No, giusto per sfizio, volevo capire quanti like, perché dovremmo stare a 174 like come minimo. Se poi qualcuno è entrato che insomma vuole fare l'opposto e il contrario, va bene anche così. 136 e allora ne mancano una quarantina. Forza, mi fermo. Il loop è scappato. Vai, è il live degli anni 80, ragazzi, è il like degli anni 80. Vincenzo Saetta, Lozano è un top player su quella fascia, basta paragonarli. Politano ottimo sostituto, ma con tutto il bene che gli voglio è la palla di Lozano, la palla
che a mio avviso è l'ala destra più forte per distacco, e nel frattempo l'ottimo Armando Flaminio ci lancia un super sticker che io non posso vedere, ma sono sicuro che è straordinarissimo, e ti ringrazio, amico mio. Grazie mille. Mertens ti sorride e Mertens tornerà, ragazzi, probabilmente si parlava di panchina per la prossima partita, speriamo bene, speriamo bene. Ah, questa è una bella richiesta. Se arriviamo, dato che ho fatto la figura di merda con Napoli, non so chi di voi c'era, ma gli accordi erano un pochino a dove, i musicisti mi capiranno, accordi a dove, per la paura di farla troppo bene che poi mi ferma vabbè, scuse bieche. No, è importante che io il Napoli la faccia bene. Ieri mi ero addirittura nella live di Asso, mi ero addirittura preparato grazie Roma, però se facevo grazie Roma bene e avevo sbagliato Napoli male proprio, non è possibile. Però Superstitious è nelle mie corde, la possiamo fare appena arriviamo a 300 like, come minimo. Koulibaly a giugno, secondo te lascia il Napoli per andare in Premier? Non ci voglio pensare. Accordi a dove trovarli? Accordi a dove e dove trovarli? Zielinski potrebbe andare benissimo a giocare nel Real Madrid, sono d'accordo, ma speriamo che non se ne accorgono e che possiamo mantenercelo un po' più a lungo. Sara Solero, forza Toro, il Toro si è scrollato, cioè probabilmente abbiamo dato una spinta anche emotiva al Torino che vince 3-0 a Parma, ragazzi. Il Toro ci crede e il Parma si inguaia. Questo sta succedendo. Chi compreresti e venderesti in questa sezione di mercato per avere una rosa completa? Allora, Malqui Gattuso non lo vede. Mi terrei Usai anche se è in scadenza, quindi va tenuto, quindi Usai per poterlo alternare. Gulam oramai a mezzo servizio va bene, quindi in teoria siamo coperti con Mario Rui, Gulam e Di Lorenzo Usai. Se vuoi migliorare questa rosa devi pigliare un terzino sinistro più forte, anche un terzino destro più forte, dei terzini più forti, perché Di Lorenzo oggi, mentre l'ho difeso per tutto il tempo, Di Lorenzo oggi mi è piaciuto meno, con il riposo, quindi mi è piaciuto meno, quindi si può fare meglio. Dopodiché direi che a centrocampo siamo ben coperti e in attacco si potrebbe prendere una punta se abbiamo dei problemi con Milik e Llorente, cioè se ci liberiamo di Milik e Llorente si potrebbe ipotizzare, ma non credo. Obiettivo 150 raggiunto, dai. Chi potrebbe essere il top player del Napoli del 2021? In questo momento ti rispondo Zielinski e Lozano. La definizione di top player non la adoro, però giocatori che stanno dando più di quello che hanno dato in passato. Zielinski e Lozano. Ciao Angela, Vale nella prossima partita giocherà K2, si sa qualcosa? Non credo. Credo che l'infortunio sia un po' più lungo, però qualcuno magari ne sa di più. Amrabat lo rimpiangi un po', Valerio? Sì, Fiorentina, sì. Quando vedi che l'affare era fatto per la Fiorentina mi sono mangiato le mani, perché Amrabat, se il Napoli veramente ci ha creduto e Amrabat ha scelto la Fiorentina, peccato, perché Amrabat per me è un grandissimo centrocampista completo. Ti fermo subito, a gennaio non arriverà nessuno. Ragazzi, quando Gigli Story dice una cosa, io comincio a fidarmi ed è sentenza, perché Gigli è venuto in tempi non sospetti a dirci che il ricorso sarebbe stato vinto e accolto, quindi se non arriverà nessuno, ragazzi, ci perdo tante speranze. Quanto hai paura dello Spezia? Oggi Zaccagni, che tra l'altro ha segnato in rovesciata, me la devo andare a vedere, ha detto che è una delle squadre che gioca meglio in Serie A. Zaccagni ha ragione, perché ho guardato più partite dello Spezia e non mi dispiace. Hanno un po' di stitichezza in attacco, probabilmente, però non vanno assolutamente sottovalutati, specialmente oggi che hanno perso, perché staranno come i pazzi e devono fare i punti per la salvezza. Buongiorno Alessio. Alessio, tu sei rimasto l'ultimo qua iscritto, anche se molta gente si è iscritta nel frattempo, ma quella cosa non funziona più del pallone, non so come aggiustarlo. Stai qua,
stai qua, mi fa anche piacere che tu stia qui. Ciao Valerione, periodaccio proprio di merda, scusa mi dispiace amico, ma ti sostengo sempre, comunque fiducia in Gattuso, Rahmani come Lozano, Gattuso lavora bene, vendere Maximovic categoricamente, ti abbraccio, grazie Enrico, io ti vedo sempre assolutamente, mi dispiace periodo di merda, dai andrà meglio, non so, non voglio sapere, voglio solo sapere che andrà meglio e mi verrai a dire che va meglio. Sono d'accordo su Ramani come Lozano, nel senso che può uscire poi alla distanza e lo aspettiamo, quando è pronto lo aspettiamo. Road to 200 like, come on guys, dall'ottimo Ivan Paciotti. Dopo tanto tempo abbiamo la migliore difesa in Serie A, ragazzi, è confermata la migliore difesa, abbiamo subito un gol, quindi probabilmente adesso abbiamo la migliore difesa insieme alla Juve, se non sbaglio, perché la Juve era la seconda migliore difesa, fatemi vedere, Juve subiti 13, Napoli subiti 13, esatto, quindi se la Juve subisce un gol siamo la migliore difesa primis, altrimenti ce la giochiamo con loro. Rigone come sempre al Milan, ma veramente, già, perché poi il Milan sta giocando in questo momento, anche la Lazio ha preso un altro rigore, Immobile come al solito ha segnato, però dobbiamo vedere se c'era, perché oramai non ci fidiamo. Nel frattempo il Milan è in campo ed è già sull'1-0 con il penalty di Frank Kessie, e dispiace per il Benevento. Esattissimo. Marat, benvenuto, non ti preoccupare, ti ho visto prima in promemoria ed è anche importante. Scandaloso? Pum, Carmine, pum. Spiace. Non lo so ragazzi, purtroppo da ufficio inchiesta. Ok. Ragazzi, io adesso non lo so, non lo posso vedere, ne parleremo probabilmente domani, anzi io sono live, dopo questa live io sarò ospite in un'altra live stasera, giusto il tempo di rinfrescarmi un po' le idee, di mangiare qualcosina e poi vi farò sapere a fine live dove ci dobbiamo trasferire, facciamo tipo un ride come nell'altra piattaforma, Voi siete belli e mi seguite. Vale rigore inventato, aiuto. Achille, no, ti leggo, non ti preoccupare. Ma Petagna secondo me da vendere in estate, non esprime il gioco come Spal e Atalanta. Piano Achille, va bene, Petagna nella Spal era punta titolare assoluta e la squadra girava intorno a lui. Per noi è la terza punta e l'emergenza, va bene così. Marcello, l'ho sentito e l'ho sottolineato anche nella reaction, penso ve ne siete accorti, e si è visto anche a microfoni spenti il solito Diaz, che lui per fortuna non bestemmia, però la giusta nel finale, e bisogna... Era fallo per il Benevento, vabbè. Pure a noi hanno dato un rigore, anche se inutile, esatto Angela, però l'importante è che almeno ci hanno cominciato a dare, poi se qualcuno vuole dire ce l'hanno dato perché era in influenze, io gli credo e andiamo avanti, ok? Poi ne parliamo con calma. Ecco, che posso dire? Che partita? Posso dire perfetta, ma uno scambio Meret-Cragno... Quando farai la lavagnetta? Amico, la lavagnetta prima cosa al mattino domani. Voi lo sapete, io ho il fuso orario da New York, quindi mentre voi andate a dormire, io preparo la lavagnetta per il giorno dopo, dove faccio analisi, commento, pagelle e lavagnetta. Quindi voi mi dovete seguire. Non è che... Pum, gente bellini, pum. Comunque i commentatori brasiliani hanno distrutti... Chi? Cosa? Quando? Davide Squillante, grande. Più precisamente un manager... guarda, vedi questo cosa significa? Significa che Pucci Guitar, mi sta seguendo sull'altra piattaforma, perché vedete le notifiche che funzionano, però funzionano a singhiozzo.
Purtroppo così. Rita, non ti permettere. Ma perché la Fiorentina dovrebbe rubare? A me sta simpatica, poi perché avete massacrato i Gobbi, la gente... poi perché avete massacrato i Gobbi, la gente si deve lamentare. Vabbè, ma è sempre così. È sempre così. Vale, che pensi di Zaccagni del Verona? Oggi in gol rovesciata, orbita Napoli. Francesco, orbita Napoli, orbita Roma, orbita Lazio, orbita chi era quell'altra squadra? No, forse non l'Inter, ma pure il Milan ci stava pensando. Tutti stanno pensando a Zaccagni, non ce ne accorgiamo adesso. Zaccagni è veramente, veramente un ottimo... Vedi Marcello che mi segue sull'altra piattaforma. Bravi ragazzi, se fate il passaggio un attimo sull'altra piattaforma c'è la soddisfazione qui. Bravissimi, è così che si fa, perché questo è l'anno social. Zaccagni tanta roba ragazzi, mi piace tantissimo, noi stiamo insomma coperti sotto quel punto di vista, però anche per il futuro molto bene, molto bene. Paolo del Benevento, bravo Carmin 18 SV, bravissimi. Oggi mi state piacendo, Oggi mi state piacendo, siete... Bravo Mucedil, oggi non siete completamente pazzi, siete in forma. Mi chiamo Valerio Fluido, tutto attaccato. Vedi? Maronna, mi sto emozionando ragazzi. Su quella piattaforma io gioco un pochino di calcio manageriale, faccio... Pasquale, bravi! Facciamo un po' di calcio manageriale con la squadra del Napoli. Ok, sono emozionato. Abbiate pazienza, mi sto cominciando a emozionare uno dietro all'altro, non riesco ad andare avanti. Boom, ma boom proprio, siete fortissimi, il potere della blatta, no, e ancora mi sono accorto che state sulla alta piattaforma, ragazzi, a una alla volta vi leggerò tutti. Grande Antonio, occhiali trasparenti per te, vedi che cambiano colore a seconda, uno dietro all'altro, ma allora ci siete tutti, The Real Lollpop. Ma come sono forti, guarda là, una dietro all'altro, non si ferma più, siete uno più straordinario degli altri. Dignazio, alla grande, ti ringrazio Marcello. Dice sull'altro canale non vedo video in diretta e ovviamente non posso fare la doppia perché sono affiliato, quindi non posso andare live su tutte e due le piattaforme contemporaneamente, però lì faccio live dedicate quando non sto qua, sto là, e insomma qualche cosa si può dire. Io sul canale Telegram che voi dovete iscrivervi, lì vi faccio sapere quando vado live. Ovviamente facciamo i ride. Buon anno Mario. Comunque Vargas sempre più forte, Francesco, infatti, ovviamente ti riferisci allo Zanuccio. Vale letto le scuse di Victor su Instagram, almeno quello. Mister No Comment assolutamente sì, io le apprezzo, io sono stato anche duro nel mio video, però le scuse le accetto, le apprezzo. A società, al mister, ai tifosi, al ruttino, ai limoni e ai compagni di squadra. Palo di Insigne, vedi? Il palo del Benevento era di Insigne, quindi il Benevento resta in partita. Immagine della partita, Insigne che gasa Lozano dopo il rosso proprio. Bravo Francesco, l'ho notato, l'ho adorato. Quello è Insigne leader dello spogliatoio, che sa quando deve esaltare i compagni. Lozano, lo sapete, è anche un competitor di Insigne, però si è preso la fascia destra in questo momento, quindi bene. Lozano deve diventare il nuovo Callecon per Insigne, cioè il destinatario di questi cross, quindi molto bene. Un rigore a partita per il Milan, non lo so, mamma mia. Adesso è fondamentale rimanere nella zona Champions, assolutamente.
Cosa ne pensi della prestazione del Napoli? Giuseppe, è stata un'ottima prestazione, buon approccio, tanta proposizione di gioco, siamo stati veloci. Noi sappiamo che con Petagna, io avevo detto, bisogna fare anche un gioco diverso, però Petagna praticamente si è sacrificato nello spostare i difensori avversari e poi succedeva tutto intorno, tante cose belle, anche se non era lui destinatario del pallone. Spostando i difensori avversari, portandoseli appresso con questo movimento fluido, diciamo, è tutto intorno. Zielinski in grande forma, Insigne in grande forma, si giravano intorno, Fabian ha sveltito un po' il gioco molto bene, Lozano imprendibile, e così sì, così non ci lamentiamo più del gioco di Gattuso che gioca sempre all'indietro. Abbiamo giocato in avanti. Grande prestazione di Bakayoko, ciao Davide, vedo anche Tommy Player, buonasera. Tommy, tu sei della vecchia guardia, però non ti ho visto per un po', se non ricordo male. Francesco Scotto, ma un terzino a gennaio lo compriamo? Amico mio, ci hanno detto di no, e tendo a fidarmi della mia fonte. Se vendiamo Llorente, Milik, ma qui probabilmente sì, però se non li vendiamo tutti diventa difficile. Ciao, se posso dire la mia, il centrocampo così composto non porterà a molto. Certo che puoi dire la tua, Domenico. Oggi però non mi sento di lamentare. Fabian per me ha giocato bene, non forse la migliore partita, ma una delle migliori. Ha fatto 2 cacate gravissime. Una ci ha portato al gol perché va moscio sul contrasto, e poi c'è la seconda cacata di Maksimovic. Quindi io vedo tutto, però vedo anche che si è proposto bene, si è andato a prendere il pallone, è stato un pochino più svelto, e quando Fabian è un pochino più svelto ci può dare tanto. Deve tornare Demme, non ci dimentichiamo, ed è entrato anche Bobotta. Dove sta? Anche Bobotta, lasciamolo in io non lo voglio. Dove sta? Eccolo qua. Con Bobotta in panchina io mi sento più tranquillo, che se Fabian non ce la fa abbiamo Bobotta. Buonasera a tutti e sempre, grazie ai ragazzi, Forza Napoli sempre, e un buon ciao bello, stai bene? Sto tutto bene, amico mio, sono molto felice ed eccitato stasera, perché era importante vincere, era troppo importante. Osimhen ha 22 anni, siamo d'accordo che ha fatto qualcosa di folle, ma chi a quell'età non ha fatto cavolate? Ma sì, hai ragione, mi dispiace solo che adesso dobbiamo sperare che Ciro recuperi in fretta, vero? Io non le metto in piazza perché io non ero un personaggio famoso, ma a 22 anni, a 23 anni abbiamo fatto cose che poi dopo, ripensandoci, dice mi è andata bene, forse era meglio che non lo facevo. Ne abbiamo fatte un pochino tutti. Lui, essendo un personaggio pubblico, deve stare 2 volte attento, lo devono consigliare bene. Spero di vedere Rahmani con lo Spezia. Giuseppe Zarallino. Peppe Ciccio, finalmente siete riusciti a vincere. Guarda Peppe, che alla fine noi abbiamo vinto tante partite quest'anno, altrimenti non staremmo nella classifica che abbiamo. Grazie Axifor. Lo sai che ADL ha fatto un'offerta ufficiale per Zaccagni? Poi ti dico la cifra così ridiamo un po'. Io ho la fonte ufficiale, io ho una fonte ufficialissima. Lui non potrà mai dirmi chi è, in privato. Ci piace come Gigli Story, fonte personale di questo canale, dimmelo e va bene. Vogliamo esaltare la posizione procurata da Lozano, dove si è messo fisicamente sulla traiettoria dell'avversario. È un suo movimento tipico, Marat, lo fa sempre, ed è un po' di quella furbizia, malizia che di cui il Napoli manca molto, per cui insomma di solito non ce l'abbiamo, e lui è uno di quelli che ha capito come prendersi certi falli. Sono falli a tutti gli effetti. Fallo dal limite per il Benevento non fischiato, ok, quindi come dice Asso, tutto bene. Se Malqui non è considerato da Gattuso, pensi sia colpa delle caratteristiche del calciatore o l'allenatore non riesce a inserirlo nei dettami tattici della squadra? Sarebbe un bel limite. Chris, penso sempre tutte e due le cose quando succedono queste cose qua. Gattuso ci ha lavorato quest'estate, però lui deve fare il bene della squadra e non il bene del calciatore. Se il calciatore non è pronto e Di Lorenzo ti dà di più, Di Lorenzo. E io sai. E poi Malqui, quindi Malqui terza scelta.
Il Napoli deve giocare così in tutte le partite? Assolutamente. Se stavamo 1-1 ce lo davano in rigore, Antonio, io la domanda me la faccio e non ti voglio rispondere, nel senso che non voglio fare gli anni 80. Non lo voglio dire perché poi dicono piangete pagliacci, però ognuno resti dell'idea che l'FBI, sì, Gigli e l'FBI, ragazzi, veramente lo è e stiamo ben coperti. Io devo solo sperare che ADL non guardi mai le tue live. Va bene, io non credo, però sai che stiamo crescendo, quindi chi lo sa, magari ti invito certe cose a dirmele in privato e io non dico che sei tu. Vediamo un pochino. Lozano meglio a destra o a sinistra? Lo sto dicendo da una vita, Christian, a destra molto meglio, a me piace molto di più, perché invece di accentrarsi e tirare può fare il cross, può anche tirare ed è più imprevedibile. Ancora palo d'Insigne, non ci posso credere. Con questo rigore ci hanno rovinato la media, ragazzi, ma io non vorrei veramente, come diceva anche qualcuno, che poi a fine anno una serie di rigori inutili che non influiscono sul campionato e dicono però voi li avete avuti i rigori, non vi lamentate, a fine anno tutto si compensa. No, tu mi devi dare i rigori quando il risultato è in bilico, i rigori che ci stanno, mica quelli là dubbi, quelli là chiari ed evidenti che ci sono stati, me li devi dare quando è in bilico. Il rigore ce lo hanno dato perché era influente, a mio parere ce n'era un altro per la gomitata e l'ho vista quella cosa, c'è stata una manata su Di Lorenzo che addirittura lui si è fermato e si è accasciato. Ora non è una gomitata, non è una cosa gravissima, lui non è che ha urlato, perché io lo sapete che odio le simulazioni, non è che ha urlato, però comunque la botta l'ha sentita e si è accasciata, stava in pressing, quindi la botta l'ha sentita. Alfredo Taiwan, benvenuto anche a te. Grazie ragazzi, mi state facendo veramente piacere. Io non sono iscritto, Lazil, fallo, iscriviti che non te ne pentirai. Per te il rigore era inesistente. Marat, in che senso? L'hai visto fuori aria? Io credo che l'hanno controllato, perché sicuramente non ci volevano se era fuori aria. Tu addirittura dici ci danno i rigori inesistenti per dire vedi, avete rubato il rigore inesistente. Anche questo può essere, però veramente se il rigore inesistente è più grave, ragazzi, è più grave, vuol dire che ce l'hanno dato per poter dire dopo. Secondo me era fuori aria, no vabbè, secondo me no, se l'avranno controllato al VAR, vediamo un pochino, rivedremo sicuramente. Di Lorenzo ha preso la bobotta, esatto, si è fatto la bubua nello stomaco, pensavo fosse una cosa di stomaco, gli serviva un po' di bicarbonapoli, però anche lì, oggi è una giornata rara, c'è stato un rigore, non preoccuparti, non sa neanche mettere il pin sul telefono. Stasera si cufa la Juve, mi raccomando, sono così belli al 7° posto, ragazzi, non ci metto speranze su stasera, con l'Udinese. È difficile, benvenuto. Allora, se lo fai Lazio, purtroppo non mi funziona la notifica dei nuovi abbonati, non so perché, però funzionano qualcuno, quindi vi ringrazio. Forse il piede era fuori aria, ma il giocatore era inclinato, il braccio era in aria, ok. Espulsione del Milan, mi fa piacere che mi tenete anche, come si dice, al corrente di quello che succede. Eccolo qua, il make-up, vedi il grande Rino Bailo, Amazon Prime presente, poi ti dico amico mio, state arrivando anche su Instagram, ragazzi, e vi voglio bene, diventerò più social, è una promessa. Espulso Tonali di VAR. Ma cosa ve ne frega se il rigore è inesistente, alla fine l'importante è solo vincere. Sì, Ciccio, vincere è l'unica cosa che conta, però a noi interessa guardare tutto, non siamo risultatisti, noi osserviamo, riportiamo, noi teniamo sempre un occhio particolare, lente di ingrandimento sulle cose che non ci convincono e poi tiriamo le somme.
sto distruggendo il microfono per fare la SMR, la MSR, non so manco come si dice. Allora, attenzione a Giuliano Bati. Il tuo parere sulle parole di Mughini e Cruciani su Maradona, obiettivo come sempre. Allora, ti posso dire la verità, Giuliano, prima di tutto ti ringrazio per il supporto e la donazione. Non ho sentito le parole di Cruciani, volontariamente mi sono rifiutato di sentire le parole di Cruciani. Quelle di Mughini mi sono arrivate perché me le hanno mandate, e Mughini poi se l'è un pochino rimangiata perché voleva dire no, perché non ho mai discusso il calciatore, eccetera, eccetera. Io, questi due personaggi in particolare, sono due personaggi che campano di dissing e di cose estreme per poter essere ritwittati e per essere poi di nuovo invitati nelle trasmissioni, perché fanno audience con il loro odio razziale, con i loro pregiudizi, con le stronzate che dicono, perché Mughini dice pure nel Napoli non ha cultura, non aveva niente, cioè veramente siamo all'ignoranza vera e propria. Mugani è brutto, proprio tutti e due insieme. Mugani dimostra anche ignoranza, quindi io veramente gli do pochissimo spazio e non ho analizzato le parole nello specifico perché non se lo meritano e non voglio dare il mio contributo alla loro popolarità. Ti ringrazio per la donazione. Secondo me l'arbitro non ha fatto male, ha dato un rosso sul 2-1. Ora stai parlando dell'arbitro di Cagliari-Napoli. E poi il rosso, ragazzi, quando il rosso è evidente e netto, 2 cartellini gialli netti, non è che fai male o bene, lo devi dare e basta, quindi siamo quasi a 200, forza ragazzi, un ultimo sforzetto, perché 200 è il minimo sindacale, poi se riusciamo ad arrivare a 300 durante la partita del Milan è tanta roba. E facciamo uno stacchetto musicale, prendo il basso però perché questa tastiera è un po' va. Che ne pensi di Bacca? Continua così, sei un grande. Grazie Francesco. Bakayoko, oltre alla fisicità, garantisce senso della posizione, quindi quando giochi 4-2-3-1 è importantissimo il senso della posizione, che ha anche Demme, perché molto spesso rimani da solo. Se ti fanno il contropiede e anche Fabian, anche l'altro centrale è un po' più avanti, devi avere il senso di posizione. Lui molto spesso blocca le linee di passaggio per intuito, quindi molto molto bene. Che poi è macchinoso e lento, lo sappiamo, non ti devi aspettare la sveltezza da Bakayoko. Un ciao da Cucciago. Forza Napoli, grazie Gustavo. Pezzo Synthwave, devo un po' studiarmelo ragazzi. Donnarumma sta facendo miracoli, confermando Marco che è il miglior portiere attualmente in Serie A. Buonasera, Zielinski da Diez, il secondo gol alla Richelme, Insigne è onnipresente, Petagna deve allenarsi nei tiri con Mark Lenders, vero? Manolas un paio di volte mi ha fatto tirare le prime 2 stemme, sia Manolas, un pochino anche Maximovic, nel gol c'ha un po' di responsabilità. Secondo me migliore della difesa oggi Mario Rui, perché anche Di Lorenzo non mi è piaciuto tantissimo, però molto bene poi dal centrocampo in su, molto bene dal centrocampo in su. Non capisco quelli che criticano Petagna, è partito come terza scelta e poi sembra che nella spalla faceva il Messi, ma l'impegno lo vedete sicuramente, no? Ma infatti piano piano ci sono dei giocatori che devono convincere, poi è ovvio i limiti li conosciamo ragazzi, noi non è che diciamo piata Lukaku, però è un giocatore che sta lì, fa quello che deve fare e lo sta facendo anche bene. Quanto credi che si assomigliano Leao e Osimhen? Parecchio, devo dirti la verità, sono entrambi giocatori dinoccolati, sono giocatori di una certa fisicità e velocità. Leao fa delle partite, alterna delle partite dove è decisivo, altre in cui sembra svogliato, ci dicono i milanisti. Osimhen svogliato non l'abbiamo mai visto finora, l'abbiamo visto troppo poco, quindi dobbiamo aspettare delle conferme in merito. Però si somigliano abbastanza. Osimhen è più prima punta,
vive più per il gol, Leao anche dietro, insomma la prima punta si adatta. Anche a me è piaciuto molto Mario Rui, senza Donnarumma era 3-1 Benevento, incredibile, fa la differenza. Che pena Letizia fuori per problema muscolare, che culo il Milan. Vabbè Letizia, voi lo sapete, io Letizia apprezzo il terzino che è, e non è fortunato il Benevento. Letizia continua della Madonna e poi si fa male. Comunque oggi hanno quasi tutti hanno giocato bene. Roberto assolutamente infortunato nel riscaldamento, Cioffi, esatto. Lasciate Petagna in pace, lui darà il meglio per il Napoli, assolutamente. E Fiorentina 1926, che ringrazio di nuovo io. Maradona, il più grande di sempre, io l'ho visto e io ringrazio per il supporto e per la donazione e per la presenza e per la testimonianza. Mertens, capito, l'ho illuminato. Levati, spostati, ecco. Si sposta e ritorna. Grazie per la testimonianza e grazie all'ottimo onnipresente Falco75. Buona vesta. No, pure. Devo slow down, fluido, slow down. Sono la Falcos Mother, 76 anni, vorrei Fade to Grey. Cioè, fammi capire, sto parlando con la Falcos Mother in questo momento? Sono onoratissimo. Alla sua. È acqua, però, alla sua. Ma non fatemi fare canzoni che poi non posso, vado in difficoltà. Allora, vediamo un pochino. Aspettiamoci l'articolo perbenista sul mannaggia la puttana di Gattuso. Poi intanto io nella live ho sottolineato, cioè nella reaction ho sottolineato anche il difensore del Cagliari che vicino al guardalinee, ma che cretino, ma che cazzo vedi da là, che cazzo ne sai da là, cretino, che cazzo ne sai, che cazzo vedi. È un arbitro un po' più pelmaloso, ecco che si poteva anche espellere. Quindi ragazzi, o tutti o nessuno, perché succede da sempre. Adesso noi li sentiamo perché gli stadi sono vuoti. Il gol del Cagliari è stato scandaloso, hanno vinto 80 rimpalli, questo è vero Pasquale, ma è il primo rimpallo che mi ha fatto bestemmiare, perché Fabian ci va un po' moscio, e lì bisogna andarci più tosti. 7 like a 200, dai ragazzi, si può fare. Vale, ma sbaglio o il Milan ha segnato di nuovo su rigore? Che dire? Ragazzi, quando i rigori ci stanno, uno lo dice vabbè, ha preso il rigore, c'era, eccetera eccetera. Mi dicono perché non l'ho visto, che questo era leggermente dubbio. Al Milan sinceramente invidio tanto Teo Hernandez, vero che magari in fase difensiva non è impeccabile, ma è molto spesso decisivo con un gol o con un assist. Massis, sì, sono d'accordo con te. Non so più dove devo seguirti, ragazzi. Valerio un grande, mettete like e facciamolo crescere. Grazie Alfredo per il messaggio e per il follow continuo, perché io mi sposto da una parte e dall'altra e tu mi segui alla grande. Sì, ho sentito anche quella. Però i microfoni erano spenti in quel cioè non stavano proprio su di lui i microfoni, ma si è visto proprio il labiale, almeno sul mio DAZN si è visto proprio chiaro di meno male che almeno la aggiusta così, perché lì è grave, siamo in un paese che dovrebbe essere laico ma che in fondo è cattolico e quindi non è così. Ma Osimhen ci sarà contro la Juve? Gennaro, dobbiamo aspettare la negatività. Non te lo so dire, speriamo bene. Mancano 7 like. Volimmo mettersi 7 like. Non è che vi ho chiesto mettete 300, inoltre arriviamo a 500. 7 like, mi fermo. Mi metto gli occhiali tag like. Gli occhiali dei rigori inesistenti, dei rigori ininfluenti. Forza, like. Ci fermiamo per un po' di pubblicità.
200, ok, bene. Bene. L'emozione è stato l'ingresso simultaneo di Ramani e sui muscoli da tavola. Ragazzi, è una questione di fisico. Io avevo l'amico mio che voi avete anche visto in una live una volta, quello che chiamo il mister, perché era quello forse tra i nostri amici di scuola più dotato tecnicamente di calcio, aveva un fisico ottimo, magro, eccetera, eccetera, però gli addominali troppo alti, sembra che aveva la pancia, ma non ce l'aveva, e alle volte è pure una questione di conformazione. Lui c'ha un culo importante, potete anche scrivere punto esclamativo Lobotka, il bot ve lo dice. Comunque queste vacanze ho messo su 4 kg con Babbo Botta. Io cerco di stare attento, altrimenti qua non ne usciamo più. Ieri nella live dove ero ospite mi hanno detto che assomiglio al Polo della famiglia, però qualcuno poi ha detto però Polo però un poco più cat, e quindi mi devo stare attento, che poi non sapete, perché Polo è un amico mio che sta qua a New York, quindi sì, un pochino ci assomigliamo, un pochino. Bisogna stare attenti con la forma, perché sempre in forma. Se dessero tutti i gialli che Lozano procura, vinceremmo metà delle partite per abbandono. Certo, Lozano prima o poi lo dovremmo buttare, però prima o poi lo dovremmo buttare, in che senso? Lo dovremmo buttare. Nel senso che gli fanno male, nel senso che lo distruggono, che gli vanno giù duro, è chiaro. Comunque Lobotka non è poi così grasso, ha solo un culo importante, credo io. È un giocatore quadrato in tutti i sensi. Grande Andrea. Ragazzi, sì, Lozano sta avendo finalmente l'impatto che ci aspettavamo da lui, perché c'ha il dribbling, a noi questo ci manca, no? Uno che punta l'uomo, uno che va anche in profondità, velocità, e c'ha istinto del gol, vive per il gol, a differenza di altri a cui piace di più fare il passaggio decisivo. Quindi così. Appena riprendo a suonare live li riperdo, giusto, a furia di alzare amplificatori bassi, andare avanti e indietro, Bobotta, Gigi D'Alessio, pure somiglia. Però ragazzi, è proprio questo qua, cioè voi vedete, se uno spara i fuochi d'artificio, che stia a capo e Bobot, cioè non c'è altro da dire, è la testa di Bobot, è così. Secondo me ora segna il Benevento. Attenzione, previsione di Marat, vediamo un pochino. Però Gigli, se parte lui non viene qualcun altro. È vero. È il Pocio Lozano. Vado in difficoltà, Juan Junior il cavallo, vado in difficoltà a paragonarlo al Pocio. Lozano ha più gol, il Pocio era più esplosivo, più imprevedibile, il Pocio amore mio, però Lozano ha più gol, quindi non lo paragono, però può essere anche più importante. Ma Lobotka non è così scarso, non guardo il Napoli. No, amico mio, non è scarso, è semplicemente un pochino fisicamente un po' particolare rispetto agli altri atleti, però scarso non è, anzi è vero che è più svelto di Fabian nel girarsi, assolutamente, è un centrale di medio livello. Lozano, Insigne, Osimhen con dietro Piotr, se stanno bene siamo belli temibili. Assolutamente, amico mio, assolutamente. A parte i meme, io Letizia al Napoli ce lo vedrei bene. Pasquale, io sono d'accordo con te, tieni pure il buon Mario Rui come avatar. Letizia sì, può giocare da una parte e dall'altra, non è un fulmine di guerra, non fai il salto di qualità, però ci può stare bene, ci può star bene. Forza Napoli sempre nel cuore, Silvio. Bobotta e Pinkman di sì, anche ne abbiamo presi quasi tutti i soci di Bobotta. Elpidio, buonasera amici bellini, che emozione. Rachmani per me assicurerebbe più copertura, mentre Di Lorenzo rientra. Quei 5 secondi di Nicola Maximovic durano un'eternità in posizionamento a 3.
Ecco, questa è un'analisi tattica, uno spunto tattico anche interessante, perché magari Ramani, essendo lui abituato, avendo fatto le ultime 2 stagioni a 3, magari c'ha la propensione a chiudere verso il terzino che è abituato a stare lontano, quindi sotto questo punto di vista potrebbe dare qualcosa in più. Mi piace, bravo Elpidio, mi hai finalmente convinto. Mi hai finalmente convinto. Il modulo è 4-2-3-1 Elmas, Demme, Bakayoko, Fabian all'occorrenza. Ah, ecco, quindi per questo tu dici via Bobotta e non viene nessuno. Però quando il Napoli ragiona così, e ho capito che ragiona così, poi va a finire che ci mettiamo in difficoltà. Ci mettiamo in difficoltà. Con tutto il bene, ma Bobotta fare uno scaldabagno? No, piano. Però non è straordinario, preferisco il fisico alla Demme. È brutto da dire perché i rigori vanno sempre bene, ma visto che non ce ne danno mai, ne avrei preferito uno in una partita chiusa che un su a 3. Sono d'accordo, Francesco, sono d'accordissimo, assolutamente, è quello che abbiamo detto all'inizio. Il Mago Nerd, buonasera, ma tu pensi che a gennaio arriva qualcuno? Penso a questo punto di no. Il Napoli potrebbe sfoltire perché abbiamo degli esuberi, ma vedo difficile l'arrivo di qualcuno. Allora, ciao Matti, Forza Roma. Sì, volevo fare grazie Roma, ma c'ho il suono sbagliato. Con Demme io a Rizzo. E sono un po' Ciotto, è un po' Sandro Ciotto. È Sandro Ciotto. Scusate se vi interrompo, amici Benini, volevo informarmi che il culo del Milan nelle parate di Donnarumma continuano. Grazie Salvatore, è importante che ci tieni aggiornato su questa cosa che si sta consumando nella partita con il Milan. Io vorrei rivedere difesa 3+1 con Maxi a destra, rende Rui più sostenibile per le amnesie limiti difensivi, e anche questo è uno spunto tattico interessante. Però ragazzi, si è studiato per il 4-2-3-1 tutta l'estate, si sta cercando un equilibrio con il 4-2-3-1, cambiare non lo vedo in questo momento una buona idea. Poi si può fare all'interno di una partita con piccoli accorgimenti, come si è fatto con l'Inter, la costruzione a 3 a tutti gli effetti, con Insigne che si abbassava molto e Mario Rui molto avanti, si può fare. Secondo me Zielo di Osimhen è divertente, ma il fallo di mano era in area. Mariano, Marat dice di no, io credo di sì, perché comunque il fallo di mano lo puoi sempre controllare al VAR, quindi immagino di sì. Buonasera Raffaele Sirignano. E Giuliano Bati insiste, e io ti ringrazio, che meraviglia, serio e competente, vivo in Germania e mi fai compagnia in onore di Diego. Grazie mille Giuliano, sono contentissimo di... Mertens, ma capite? L'ho visto, mi servi che quando io lo vedo, ma poi ti ringrazio tantissimo Giuliano e farò del mio meglio per non farti mancare mai la mia presenza. Qua si parla di calcio, ci si diverte alla grande, e ti ringraziano anche gli ottimi mod che sono in forma straordinaria. Secondo te Rachmani, visto che al Verona giocava con la difesa a 3, può essere usato come terzino come faceva Ancelotti con Max? Secondo me sì, in emergenza si può usare, però è vero che al Verona giocava con la difesa a 3, ma lui in intervista ha detto che è abituato a giocare a 4 come difensore centrale. In nazionale gioca a 4, ha sempre giocato a 4, quindi lo può fare, si può adattare, ma la spinta non ha il dribbling, la spinta e cross non è proprio nelle sue caratteristiche, secondo me è più un marcatore. Oltre il modulo ci vuole la testa, non c'è alcun dubbio, Giacomo, lo sai, io amo il modulo, amo la tattica, ma senza la testa io parlo a vanvera. Vale, quando ci hanno dato il rigore mi sono commossa, anche io, Angela, l'hai visto nella reaction, non ci potevo credere. Se ritorna Mertens per la partita con la Juve, secondo te verrà messo prima punta oppure trequartista? Credo, se non c'è Osimhen, verrà messo prima punta titolare, con pochi dubbi. In chat ci sono persone sparse per il mondo, è proprio vero Roberto, questo canale è internazionale, io streamo da New York, ci sono amici dalla Germania, dalla Spagna, dall'America,
da Taiwan abbiamo visto, insomma veramente mi fa piacere. Se volessi iscriverti a qualche rete sociale in privato, come devo fare? Amico, hai la possibilità Instagram se lo usi, o mi puoi trovare anche su Twitter, sempre con lo stesso nome, Valerio Fluido. E se invece sei iscritto al canale Telegram che trovi in basso in descrizione e il tuo nome è Gigli Story, ti contatto io. Dove sta? Questa è bellissima, la devo... Non ricordo. Perfetto, Alfonso, perfetto. Perché mi hai permesso di fare l'interpretazione dall'Inghilterra, vedi? Parlare del DS, vai a vedere Carrascal del River Plate, piccolo OT. Ah, vedi? Carrascal lo teniamo presente. Il Bayern sta perdendo 2-0 in casa contro la penultima in classifica, AZ. E la mia risposta, caro Tox Babuin... purtroppo le bollicine fanno sempre la sua cosa dalla Germania. Sì, è perché dopo le vacanze, ragazzi, c'è sempre la siringhetta dietro l'angolo, come si sono fatte le vacanze, se qualcuno è un po' distratto. Noi invece dovevamo semplicemente riposarci mentalmente e ripartire bene, e siamo ripartiti bene. Quante probabilità ci sono di vedere Osimhen nella Supercoppa? Non si possono dare, amico, perché purtroppo quando la positività è scattata non è un infortunio che tu puoi prevedere, potrebbe risultare negativo domani oppure tra un mese. Avete visto, sono tempi diversi, però c'è da dire che più passano i giorni meno si può allenare con il gruppo e quindi meno diventa possibile, quindi secondo me sono poche. Al massimo, se poi diventa negativo, te lo porti in panchina, credo io. Messico e nuvole. Meno male che ci sei tu a tenermi compagnia. Grazie Roberto, dal Canada. È vero, dal Canada. Sto dimenticando. Dimentico gli amici canadesi? Assolutamente no. Buonasera Vale, ho seguito la partita attentamente. Secondo me sottoporta troppe occasioni e pochi gol. Al di là dei 4 sprechiamo troppo. Alessandro, è vero, se tu vedi le statistiche, quanti abbiamo fatti? 24 tiri? Mi pare? Tantissimi nello specchio della porta, comunque potenziali XG pericolosi. Vero, dobbiamo essere, nel primo tempo bisognava farne almeno un paio. England, assolutamente. Allora, how Lozano played today? Very well, my friend. Arturo Albino, he played very well. It's so important for us because it's just, you can't stop him. It just goes around the player and you can throw the ball above him and he's gonna reach it, and then he's gonna make the player make fall. So he played really, really well once again. And then he scores. He's scoring. That's very good. That is very good. Da Poggioreale fuori, bene. Ivan suggerisce a Gigli, molto bene. Bicarbonapoli sta a tutta forza oggi, ma gamba fa. Arrivati a questo punto il recupero con la Juve diventa fondamentale per una svolta vera della stagione. Mi piacerebbe se non si ripetesse l'errore di Milano, bisogna imporre un ritmo alto. Sì, Steve, sì, perché con l'Inter secondo me non era una questione di ritmo, secondo me il Napoli voleva evitare di scoprirsi, si poteva fare con più velocità, però voleva evitare di scoprirsi come si dice, ai contropiedi dell'Inter. Con la Juve secondo me sarà una partita diversa, però sai, ma un Cioffi titolare contro l'Empoli, credo che Cioffi si sia fatto male, mi dicono che si sia fatto male nel riscaldamento, quindi non lo so. Ciao Francesco Checco dalla Russia, fermatelo. Lo so. Oggi va un po' così. Buonasera Valerio, e chiedo scusa se forse perché ho parlato un pochino in inglese, lo so. Ma voi dovete sapere una cosa, sull'altra piattaforma che sono andato live ieri, sono partito con la live, ricevo un messaggio da un amico americano e comincio a parlare a raffica in live in inglese dicendo guys, how are you? Cioè ragazzi, adesso giochiamo a calcio il Napoli, tutto in inglese. Mi sono fatto buoni 5 minuti in inglese, ho detto ma che sto facendo? Questo è il canale italiano, che sto facendo? Vado in difficoltà. We cannot watch Napoli matches from Mexico. So sad. Greetings again from Mexico.
Arturo, ed è per questo, this is why I'm doing my best to make live reaction videos so you can watch, you can kind of know what happened. Unfortunately, I have to talk in Italian, but you can kind of know what happened. And you can come here and I can tell you. Basta, perché sennò gli amici in italiano impazziscono. Insino un dubbio, ma con questo Zielu che raccorda meglio e che sta cacciando più di un colpo, un campione come Mertens dove lo mettiamo? Secondo me davanti serve una puntazza e non va bene Ciro. Bello il dubbio tattico, Francesco, lo adoro. Mertens è più punta, Zielinski è più centrocampista. Mertens con Osimhen fa fare gol all'Osimhen con il Bologna perché fa il taglio della prima punta sul primo palo e Osimhen dall'altra parte si trova poi solo sul secondo. Zielinski queste cose non le fa, però fa molto meglio quello. Allora Mertens deve studiare da Zielinski, Zielinski deve studiare da Mertens e si possono alternare. In questo momento, dato che Mertens comunque ha la sua età, si può centellinare. E immagina se tu a un certo punto fai anche un cambio, esce Osimhen, entra Mertens. Le difese vanno in difficoltà così, vanno in difficoltà, quindi molto bene. Voglio tortiglione a ragù di Cracchiunella quasi pronti, mi siedo a mangiare. Marco, che la bella Mamero Carmen, tanta salute. Road to 250, ragazzi, andiamo perché poi vi suono qualcosina, Dai. Ospina, è così meglio di Miretti in impostazione? Ho dei dubbi, è meglio perché mentalmente non ha paura, testa alta. Io credo che Meret guarda tanto il pallone. Ospina, testa alta, guarda tanto i compagni. Non so quanto sia meglio, non è Reina, però è leggermente meglio, secondo me sì. Sancenna, tu lo sai, ti voglio bene, ma una fin de Maradona, squaglio sangue in de vene. E che ste. Sandro, ti ringrazio. Ragazzi, c'è stato un aggiornamento di messaggi, vediamo un pochino, recuperiamo i messaggi. Bobotta, Matteo, hai visto Bobotta, è entrato. Con Zielinski io mi arrizzo, Giuseppe anche io. A Tracchiunelli stasera, ma l'amico penso che stia forse l'amico mi pare che sta in Inghilterra, quindi più o meno stiamo là, forse sono le 8, ci può stare a tutte le ore Tracchiunelli. Ti aspettavi che l'Atalanta vinceva contro il Sassuolo? Sì. Non mi ricordo se se ho fatto previsioni nella live di ieri, ma avevo previsto il declino del Sassuolo perché cominciano sempre bene e poi si squagliano piano piano, c'era da aspettarsi tanti gol, mi aspettavo qualcuno in più da parte del Sassuolo, però bene così, ci siamo lasciati il Sassuolo dietro con una partita in meno. Bobotta te una botta, non credo, poi bisognerebbe approfondire, ma sono fatti personali. Dai che ci suona Stevie Wonder. Daniele, vedi che vi ricorda che dobbiamo salire con i like, ragazzi, so che potete fare di meglio, sono i like per Ramani, voi dovete capire che Rachmani merita dei like da parte vostra perché ha finalmente esordito, quindi dai. Afez Adams, hai perdonato Osimhen o lo odi? Hai visto che su Instagram mi ha chiesto scusa? Ho visto ed ho apprezzato tantissimo, non lo odio, l'ho perdonato, è importante quando si sbaglia chiedere scusa, è la prima cosa, l'ha fatto a tempo debito, quindi molto bene, molto bene. Un saluto dalla Russia, vedi? Compagno Redel, Babushka alla grande, forza Napoli sempre, amico mio, sempre. Ma qui il ragù lo mangio a cena e va bene anche così. Quel pagliaccio di De Zerbi a inizio stagione ha detto non firmo per il quarto posto e avrebbe fatto bene a firmare, a quanto pare Marco ha fatto i debiti con la bocca. Vedi perché non si devono fare i debiti con la bocca? Così dicono, Mago Nerd, così dicono nel riscaldamento, poi vediamo. Bobotta, quello sta con un pezzo. Vedi? E qua andiamo andiamo nella vita privata, buon per lui. Dal bicarbonapoli al Brufenapoli un attimo, giustamente. Cioffi doveva entrare ma non era al meglio, aveva qualche fastidio, ma non credo che lo vedremo mai titolare. Piotr tra i migliori trequartisti d'Europa, always. In questo momento sì, trequartisti, mezzala, anche perché lui è un ibrido, non è un classico trequartista, però lo fa proprio bene, mamma mia, lo fa proprio bene.
Vale, Cavani a costo zero in gran forma, con lui avevamo qualche punto in più. Alessandro, probabilmente sì, però in forma ci è arrivato le prime partite, si è fatto molta panchina, si è fatto anche delle partite dove non è stato decisivo, ma se prendi Cavani non puoi fargli fare la terza scelta, non al Napoli, il Manchester se ne può permettere, non il Napoli, e quindi se tu hai puntato su Osimhen non puoi prendere anche Cavani perché bruci il giovane. Voglio fare lo stesso video di Osimhen, solo che mi mancano i soldi. Gigio, tra l'altro, credo che se è una moneta nigeriana non erano poi così tanti soldi, tutto blocco, qualcuno ha detto sono una trentina di euro, quindi ho avuto più supporto da voi sul canale in questa live che quelli che uscivano così. 10 milioni di stipendio non si può fare per una riserva che poi non ti puoi rivendere, purtroppo, ragazzi. Cavani è l'amore mio. Oltretutto non è il Cavani dell'epoca, quindi va a finire che ci sporchiamo anche il ricordo. Guardiamo avanti. Chi vedi favorita come per lo scudetto? Io ho detto la Juve e l'Inter subito dietro nelle mie previsioni, prima che l'Inter uscisse dall'Europa, da tutta l'Europa. Dissi la Juve e subito l'Inter, e disse che l'Inter si deve porre il problema perché hanno speso per vincere, hanno comprato per vincere quest'anno. Nel momento in cui la Juve è molto in ritardo, non la sottovalutiamo, ma è molto in ritardo, ecco che l'Inter adesso diventa la favorita e il Milan si sta comportando bene, quindi si inserisce per la corsa. E poi ci sarà un macello per il quarto posto con noi, con la Roma, con l'Atalanta, e poi bisogna vedere se la Lazio pure recupera. Ci ha fatto male al ginocchio. Che ne pensi di Eldor? Non lo conosco, l'uzbeko del Genoa non lo conosco. Abbiamo solo bisogno di continuità, speriamo, Giuliano, speriamo. Sono io il vostro Cavani, diceva qualcuno. Francesco Raia, noi ridiamo e scherziamo, ma il gol di Zaccagni contro lo Spezia, me ne hanno parlato, appena finisco la live me lo vado a vedere. Cavani a costo zero, Marco 12 milioni l'anno, esatto. Almeno Osimhen ha chiesto scusa dimostrando almeno l'umiltà nonostante capo e merda, cose che persone come Bano non avrebbero mai fatto. Mi piace la sottolineatura e ti fa capire che certi paragoni sono troppo veloci, non si fanno certi paragoni, non si fanno, e quindi andiamo avanti. Ogni giocatore ha i suoi pregi e i suoi difetti in campo e fuori dal campo, e non facciamo l'errore di giudicare poi dopo in campo il giocatore per quello che ha fatto fuori dal campo. Cerchiamo di scindere. Schindler's List, hashtag Schindler's List. Dai Giorgio Mele, oltre alla buona prestazione ho visto Gattuso un po' meglio con l'occhio, ho notato, sì, speriamo guarisca presto. Già siamo tutti con te, l'ho notato Giorgio, e si vede anche che è più pimpante, gestisce col joystick un pochino meglio anche la squadra. Please explain if Napoli lost 3 points against United because they couldn't play, so what's next? Ragazzi, faccio una parentesi veloce perché l'amico non ha capito il fatto del ricorso. So Napoli didn't lose the 3 points and it didn't get punished because we went to the justice, to the normal justice, the regular justice, and so the game against Juventus has to be rescheduled and we're gonna play against them, so we're not gonna be punished. The case was clear, case is closed. We couldn't travel because of the higher power, which was the government, so we couldn't go, and now we're gonna play again against them at some point, probably in May. Scusatemi ragazzi, l'ho dovuto fare, e quando dall'estero non sanno è bene spiegare le cose bene come stanno, Che bello capire tutto, vedi, sono importanti le lingue, ragazzi, sono importanti, ma ragazzi, ma io devo le lingue sono importanti se siete giovani. Questo è il mio, ecco qua parte il dissing dell'uomo di 37 anni. Tu, giovanotto che mi stai seguendo e che insomma magari non capisci l'inglese, perché in Italia non è colpa tua, è in Italia che non è apprezzata la lingua e non si capisce. Studialo privatamente, segui le serie TV in inglese, guardati i film con i sottotitoli, perché un domani, se non vuoi fare niente, puoi sempre utilizzare l'inglese per viaggiare, per trovare un lavoro come traduttore, per fare delle cose. È la cosa più importante.
che ci sia. Sapere le lingue in generale, non solo l'inglese, un'altra lingua che ti piace di più, vai, imparatela, studiatela, perché un domani fai la botta, qualcosa lo puoi sempre fare. Like alle lingue, vedi dall'Inghilterra? La blatta nei microfoni. Non capisco certa gente che dice che Bentancur è meglio di Zelinski, non lo capisco neanche io, sono poi tra l'altro due giocatori completamente diversi, non ha senso il paragone. Impara il portoghese che facciamo furore con il club Napoli-Brasil, l'amico mio, infatti tu da lì mi scrivi. Purtroppo io arrivato a 37 anni il mio scopo è imparare l'inglese molto meglio, posso solo affinare l'inglese ed ambire alla perfezione l'inglese. Un'altra lingua vado in difficoltà, credo, perché il mio cervello o mi ricordo le tattiche o mi ricordo la musica, un'altra lingua penso vado in difficoltà, ma chi è giovane lo facesse adesso. Sì, vabbè, ma sto Milan è proprio impossibile da fermare, ha giocato solo il Benevento, questi con entusiasmo stanno vincendo tutto. Entusiasmo e magari anche un po' di mazzo, chiedo per un amico, un po' di mazzo, dopo lo approfondiremo. Ti sei mai perso qualche partita del Napoli perché a casa dell'orario sei riuscito a svegliarti? Sì, è capitato, non quest'anno, ma quando non facevo YouTube con continuità mi è capitato, soprattutto quando facevo tardi la notte per le serate e poi non mi riuscivo a svegliare, cioè proprio sveglia ignorata, oppure per serate che dovevo mollare, dovevo andare a suonare e quindi me la so persa e me la so sentita per radio male proprio. Adesso sfortunatamente non c'è musica, quindi mi posso dedicare, non me le perdo nessuna. Io non guardo film e serie in originale perché amo il doppiaggio in italiano. Giuseppe, il doppiaggio in italiano, ascoltami bene, è il miglior doppiaggio al mondo, ma siamo lontani. Se guardi un solo film, prendi un film che conosci a memoria, ok? Conosci a memoria in italiano, guardatelo in inglese e vedi se il doppiaggio in italiano è troppo esagerato, enfatizziamo troppo. Andava bene per un cinema più antico, nel cinema di adesso, ragazzi, non c'è paragone. Il doppiaggio originale, capisci tutta un'altra cosa. Il film intendeva tutt'altro. Ci sono cose che non si possono tradurre e cose che proprio come intenzione, se non le fai in inglese, non rende. Posso farti una domanda? Certo, falla tranquillamente. Il Milan è in 10? Sì, ma comunque stanno resistendo. Quanto manca, ragazzi? Vabbè, ma siamo al Leao, quindi 2-0, cioè il 2-0 me l'ero perso. Mannaggia. Vale, mi serve un Airbnb per fine dell'anno, c'è posto. Raff, ma se parli di New York, sai come trovarmi nel gruppo segreto Telegram di cui tu fai parte, ovviamente, e ne parliamo assolutamente, non c'è problema. Per fine anno prossimo immagino che Casapò, come si dice, si può organizzare per viaggiare, assolutamente. Io ho imparato l'inglese con Star Trek, le puntate le conoscevo a memoria, con i sottotitoli in inglese ho imparato la lingua. Bravo, così devi fare, così si fa. Mind the step. Accorto scalina. Esattamente. Io guardo gli Harry Potter in inglese, il doppiaggio italiano rende bene, ma sbagliano i significati. Vedi? Io per esempio adoro i film della Marvel. Non si possono vedere i film della Marvel doppiati in italiano, ragazzi. Non si possono vedere. Non fanno ridere in italiano. In inglese sì, ci sono dei doppi sensi particolari, ci sono delle intenzioni che in Italia non hai, non puoi avere perché è un'americanata. L'americanata in americano mi fa ridere. American Pie, tutti questi film così, tradotto in italiano, poca roba, scemo e più scemo, no? Che magari ci faceva ridere. Dumb and Dumber in americano fa molto più ridere, credetemi. Leao ha fatto anche un bel gol, come dire, alla Mertens, Pepsi. Paragone importante. Mi vorrei abbonare, ma con il mio iPhone non me lo fa fare. Francesco Checco, gli amici bellini moderatori ti aiuteranno. Comunque
nel frattempo puoi lasciarmi un messaggio sulla reaction, io poi ti trovo, oppure comunque su Instagram sapete dove trovarvi e io vi rispondo anche in privato e vi do una mano, perché mi rendo conto che da telefonino è un po' complicato alle volte, non esce il join the channel, unisciti, abbonati. Probabilmente puoi lasciare la live e andare sul mio canale, sul profilo, non lo so, vedremo. I film comici in inglese tradotti in italiano sembrano i film di Vanzina, se non peggio. Bravo. Infatti in Olanda i film americani sono con i sottotitoli, il risultato è che quel paese la maggior parte parla molto bene l'inglese. Esatto, esattamente. Leao ha fatto un gol simile a quello di Mertens contro la Lazio. Ah, vedi? Ecco perché si è fatto il paragone. Io conosco solo due lingue, il napoletano e poi l'italiano. Roberto, il napoletano è una lingua e siamo d'accordo. Immagina se ne conosci 3. Immagina come scatta. Qual è il posto massimo al quale possiamo ambire secondo te? Io ho detto a inizio anno il 3° posto e spero di confermare il 3° posto, sarebbe tanta roba in un campionato difficile, in un campionato intruppato di squadre che stanno giocando comunque bene. 3° posto, secondo me. Per il secondo se la giocano l'Inter, la Juve se rientra in corsa e il Milan. Se ti abitui con la lingua originale per sottotitoli, il doppiaggio diventa molesto. Esattamente. Luca Delise, quanto sei bello. L'ho visto quanto sei bellino. Quanto sei bellino, ti vedo qua. Amico mio, per il futuro adesso l'hai fatto e va bene, perché hai utilizzato paypal.me/fluido e ti vedo e ti acknowledge your support e ti ringrazio, amico mio. Per il futuro, sotto in descrizione di questa live c'è il link Stream Elements con Caffè Napoli Tip. Se si supporta da lì, poi mi esce anche mi esce scritto da qua, no? Che potete lasciare il messaggio, si vede Insigne che compare con il link in basso in descrizione. Un abbraccio, va benissimo, ti ringrazio, non lo sottolineo, se no ci controllano, ci possono dire, però va bene così, ti ringrazio. No, non voglio spiegare, però ho capito, hai capito, e vediamo un pochino, chi lo vuole fare con YouTube va bene. La gente sa che preferisco quell'altro sistema in descrizione, ma per un motivo molto semplice che poi posso controllare meglio. Molto spesso non mi trovo con i numeri, ecco, e se non mi trovo con i numeri, l'avevo detto, accennato già una volta, alle volte loro non mi dicono bene le cose, mini dissing per YouTube. Le prossime 6 sono Spezia, Udinese, Fiorentina, Verona, Parma, Genoa. Possiamo aspettarci 18 punti o siamo troppo ottimisti? Siamo troppo ottimisti. Dobbiamo stare attenti a tutte le squadre. Io le vedo e ho paura di siringhe generali, perché poi tu sei andato direttamente a Parma e Genoa già del ritorno. No, amico mio, ma anche per una questione di statistica, no? È difficile, il filotto non è proprio una roba di Napoli, non è proprio una roba da Napoli, ogni tanto ci addormentiamo, però se mi fanno vedere una bella prestazione contro lo Spezia, allora io vedo continuità contro 2 squadre più piccole e là divento un pochino più ottimista. Secondo te quale giocatore può lottare per la classifica marcatori, ovviamente del Napoli? È difficile? Io Osimhen ho detto che non farà più io penso che andrà in doppia cifra, 10-12. Questo avevo previsto per Osimhen il primo anno. Lozano pure può andare in doppia cifra facilmente. Dopodiché Mertens è uno di quelli che segna, però si alterneranno un po' tutti, quindi noi andremo sul numero dei giocatori piuttosto che su un giocatore specifico che fa più gol degli altri, ed è anche buono così, non sei dipendente. Comunque il Milan senza Ibra ha fatto benissimo, noi invece senza Osimhen e Mertens siamo andati in difficoltà, è vero. Sono giorni che cerco di capire, non può essere solo culo, ragazzi. No, Raffaele, non è solo culo, è questione di che senza Osimhen e Mertens con Petagna noi dovevamo switchare un po' il modo di approcciare il gioco. Gattuso ha avuto delle difficoltà serie fisiche, quindi secondo me non poteva anche spiegare bene
ai giocatori cosa fare nello specifico e abbiamo un pochino sofferto. Ci siamo ricompattati con le vacanze, abbiamo smaltito un po' di stanchezza mentale, abbiamo ricominciato a macinare anche con Petagna. Quindi magari si può fare di necessità virtù. Penalty Beneventi. Penalty Beneventi. Bayern subito 2-1, siamo quasi a 250, forza ragazzi. Io l'inglese lo capisco proprio bene, il cinese che non capisco ancora. Alfredo by Taiwan. Allora, vediamo un pochino. Leao che gol che ha fatto, Matteo. Me l'hanno detto. Valerio, tu sei d'accordo che Mazzarri sia stato l'allenatore più votato nel decennio? Per me assolutamente sì. Robè, per quello che ha fatto, che ci ha portato al secondo posto, con quella squadra, insomma, quando non se lo aspettava nessuno, poi ci ha preso che stavamo in grossa difficoltà post Donadoni e ci ha fatto crescere tantissimo, sì, sono d'accordo. Poi non posso dimenticare Sarri, per quello che ci ha portato praticamente a vincere uno scudetto, perché per un caso non è successo. Non mi dimentico anche Benitez che ci ha dato un'area più internazionale, non mi dimentico di nulla, ma Mazzarri merita la menzione speciale. Rigore fuori, male proprio, sbagliato, parito cazzo, vabbè. Allora, quindi quando poi hai pure l'occasione di rimetterla in piedi e di lottare fino alla fine e lo tiri fuori e non prendi neanche la porta, e allora lo meriti, meriti di perdere. Cristian Cavallo, conosco italiano, rumeno, spagnolo e inglese, stai a posto amico mio, alla grande, le lingue sono la cosa più importante del mondo. Ecchime, Alberto Padovani, benvenuto, si è giocato nelle ultime 3-4 esclusa con una bassa affinità tecnica per il problema di Gattuso, credo, sono d'accordo, Lush Feder, sono d'accordissimo. Manco i rigori segna. Caprari. E senza dubbio vincerà. Debiti con la bocca. Hashtag debiti con la bocca. Ancelotti dimenticato. Già. Ti giuro che non l'ho citato non apposta, ma veramente ve lo sono. Ancelotti è stata troppo una delusione. 5 like ragazzi, 5 like per aver dimenticato Ancelotti. 5 like per Ancelotti e il suo Panariello. Oggi mettiamo in attacco Maximovic, benissimo. Oggi sulla fascia ci mettiamo Di Lorenzo, ma lo mettiamo a sinistra. Oggi proviamo, questo era Ancelotti, ma non era nemmeno lui, era il figlio. Così si dice. Vai con i like per il Panariello di Ancelotti. Mazzarri ok, ma il gioco di Sarri non si tocca, non c'è dubbio, sono d'accordissimo. Aveva anche dei giocatori migliori però Sarri, perché comunque Thuram, Albiol, Koulibaly, Mazzarri doveva fare con Contini, Campagnaro, Aronica, Paolo Cannavaro, insomma un po' più complicato lì, però non aveva nemmeno la presunzione di farlo quel bel gioco, era difesa, contropiede, velocità. Cancellotti. Il Benevento sta bastonando il Milan, sì, ma purtroppo se poi hanno l'occasione non la segnano, vado in difficoltà. Come si fa? Ragazzi, il Milan non vuole mollare, deve rispondere all'Inter e sta bene. Botta. Lo stesso Bayern ha cacciato Galletto perché allenava il figlio, si dice questa storia qua, ma Fabian che oggi ha corso, più che corso, ha sveltito un po' la sua manovra di tocchi e controtocchetti, quindi io lo noto e lo apprezzo. Un pochino più di cazzimma nei contrasti, e abbiamo un grande centrocampista. Al di là del modulo, al di là di tutto, al di là del compagno che ha a fianco, può giocare anche con Zielinski, non è detto. Dipende tutto da lui. Con il numero 6, Salvatore! Padre, figlio, Spirito Santo, Aronica 3-2 Bayern, non c'era dubbio, vedi? Non c'era dubbio. Ricordo ancora il 4-1 col Chelsea, peccato per il ritorno, mamma mia che partita. Secondo te nei singoli c'è stata qualche nota meno positiva? Sì, Luigi. Vabbè, Fabian per quel contrastino
un paio di cacatine così. Maksimovic anche sul gol ha delle responsabilità, secondo me poteva far meglio. Manolas non benissimo, Di Lorenzo non benissimo. Queste sono le note meno positive della difesa. Poi in attacco molto bene. Vale, hai notato che Insigne sta studiando molto bene come si tirano i rigori, oggi ha calciato centrale, non ha calciato proprio centrale, ha calciato forte e alto, quindi imprendibile a incrociare, però diverso da come li tira di solito, perché li stava tirando sempre alla Jorginho con l'attesa del portiere. Può essere che ha studiato Cragno, l'ha tirarlo diverso, adesso metti in difficoltà il prossimo che dovrà parare il rigore, perché non sai se Insigne fa l'attesa o se te lo tira forte. Bravissimo Lorenzo e bravissima Angela ad averlo sottolineato. Beppe Fox, appena rientrato in Trentino, ottimo, mi fa piacere che il viaggio è andato tutto bene, ciao amico mio. Il passaggio di Fabian in calcio d'angolo ha fatto crollare qualche chiesa vicino a casa mia, per il resto normale rispetto al solito, sì Charles. E avete visto che ha tirato anche qualche calcio d'angolo? Un paio di, secondo me stiamo provando, abbiamo fatto dei tentativi di schema di calcio d'angolo e un gol è arrivato, doppietta di Sané. Tornando a noi, cosa è cambiato secondo te a livello tattico in difesa con l'assenza di K2? Non è cambiato molto. Maksimovic ha anche lui, paradossalmente, perché si crea quello spazio con i movimenti che fa Insigne e Mario Rui, anche lui è arrivato a un certo punto fino al limite dell'area avversaria, però non ce l'ha di suo la propensione, però impostava più lui che Manolas, quindi non è cambiato moltissimo. Ci siamo scordati anche Ray e Donadoni. Vabbè, non volevo tornare così indietro. Donadoni l'ho citato perché è stato il disastro che poi ha portato a Mazzarri, quindi lui teneva a valere o meglio tecnico del web e dopo grande Gennaro, non so con quale melodia, però ci piace. Insigne che arretra sulla linea dei centrocampisti e fa la mezzala con compiti di regia, può essere il suo ruolo per il futuro, non potrà fare sempre l'ala, a 33-34 anni potrebbe arretrare a centrocampo, credo proprio di sì Francesco, è parecchio che lo diciamo. Con la Spagna i calci d'angolo li batte sempre Fabian, è vero, ma il cappello fatto da Mario Rui oggi ha fatto un cappello? Aiutami. Ventura pure peggio di Donadoni. Vabbè, stiamo tornando troppo indietro, ragazzi. No. Salutano il Bepi, arrivato in live. Ragazzi, noi qua la partita del Milan magari la facciamo finire e poi c'è la Juve, quindi mi devo andare a vedere la Juve, e io vi anticipo che stasera sono ospite nel nuovo canale gestito da Neschio, Zoccolo Duro e Prince Nero Azzurro. Il nuovo canale si chiama Tre Uomini e un Pallone e mi hanno chiamato come ospite e sono onorato di andare da quella parte, quindi voi saprete orario e tutto del canale, della live eccetera eccetera, la mia presenza se siete iscritti al canale Telegram mio, altrimenti può essere pure che ve lo perdete perché YouTube non manda le notifiche. Che si fa? E quando quindi vado alla live dall'altra parte, voi venite a salutare, io faccio così con la manina quando gli altri stanno parlando e vi saluto perché vi vedo tutti e vi saluto così con la manina e non la finiamo più, stiamo sempre insieme. Petagna lo difendo, ma il primo tempo ho dovuto andare con la parete per soffocare la rabbia. Gabriel, no, perché? Rabbia di che? Nel senso di gol mangiati, che ha avuto un paio di occasioni veramente magari dove poteva tirare prima. Sì, lo capisco, amico mio, ma tranquillo, abbiamo vinto 4-1, tranquillo. Ciao Benedetto. Allora, quando ha regalato la baglia al Cagliari da Mario Rui, sì, ho capito. Lì mi ricordo ha chiesto scusa a Insigne, avete notato? Perché abbiamo notato la cappellata di Mario Rui che l'ha toccata male, stava tutto storto col corpo, ma ha chiesto scusa a Insigne, avete notato? Quindi vuol dire che lo ha messo un po' in difficoltà e che Insigne comunque è maturo. Ancelotti peggio di tutti. Luke, sono d'accordo, praticamente sono d'accordo, mancano 2 like, forza ragazzi. Luca Pocchione, secondo me la Juve senza Ronaldo pareggerà 1-1, segnatevelo, ce lo segniamo. E tu mi ricordi lo scherzo che fecero, okay, il nome è straordinario ovviamente, ma quando chiamarono
al grande Auriemma e la ragazza che leggeva le domande senza capirlo. Ah, Raffaele, secondo te lo prende a Luca Pocchione? Raffaele Auriemma, credo di no. Dice che t'hanno fatto, a me non mi fanno. Bellissimo. Anche tu li vedevi più distesi e sorridenti? Sì, Maria, secondo me la pausa era importantissima, importantissima. Ma il tuo amico in live, Peppone, se non erro, all'età tua, Valerio, non ricorda i giocatori? No, non ha l'età mia, è più giovane Peppone. Peppone è più giovane, io ho 37 anni, lui mi pare tra fine 20 e inizio 30, è più giovane. Stefan Schwok, vabbè, è mitico, anche se tieni 10 anni oggi devi conoscere Stefan Schwok. 250 raggiunti, applausi, siete bellissimi, non siete bellini, oggi siete bellissimi, devo dire la verità. Mezzo miracolo di Donnarumma, ragazzi, è stregata, il Benevento si porterà a casa come al solito complimenti e niente punti. Perché Ronaldo non gioca? Non lo so, l'hanno detto, poi magari ce lo segniamo e vediamo se perché Ronaldo lo gioca, non lo so, è squalificato, è infortunato, si vuole riposare perché perché alle volte lui fa pure così, dice no vabbè mi riposo, non lo so. Morata non c'è, non credo che non lo so, se qualcuno lo sa fatemelo sapere. Segnare minimo 3 o 4 gol sfida, allora si può lo scudetto. Silvio, certo, se segni 4 gol a gara, certo, ma non sempre sarà così. Scusate il ritardo, non ti preoccupare Walter, per fortuna ho tirato un po' più a lungo e quindi ti abbiamo beccato. Benevento sotto porta peggio di noi, esatto. Il gioco di Mazzarri era tutto indietro, palla a Cavani, è vero, però c'era tanta pure Cazzim, si recuperavano partite insomma anche in extremis. Sullo sfondo il Bobotta, esatto, il Bobottino che ci abbraccia e noi abbracciamo lui. L'Udinese col suo 5-5-0 oramai può strappare un pareggio, ma comunque la Juve la prossima col Milan non si porta a casa 3 punti. Ah, perché poi c'è la Juve col Milan, almeno vediamo una bella partita e non un Milan arrendevole. Valerio, per quanto si possa giudicare, perché forse è ingiudicabile, Rachmani come ti è sembrato? Veramente difficile giudicarlo adesso, però mi è sembrato che non ha paura. L'unica cosa che si può dire di Rachmani è che non ha paura di fare il passaggio del fazzoletto Nishfacim che ogni tanto il Napoli fa. Quindi non credo sia un fulmine di guerra a livello di impostazione, non è Koulibaly, però è bene che cominci a mettere minuti. Bella vittoria, rimaniamo con i piedi per terra, con tutto il rispetto per il Cagliari, ma è veramente una squadraccia, la strada è ancora lunga, ovvio, rimanere con i piedi per terra. Il Cagliari, squadraccia, comunque mi sembra meglio del Torino, e col Torino abbiamo giocato malissimo, quindi anche con le squadracce, come ti dici tu, comunque il Cagliari qualche individualità ce l'ha, bisogna giocare bene e quindi ci pigliamo la bella vittoria, come dici anche tu. Schwok grandissimo, a Venezia lo piangono ancora, anche a Napoli, anche a Vicenza. Schwok ha fatto bene. Uè, si è sbloccato e la paro, incredibile, er cannone de periferia, sei bellissimo e straordinario, mi hai sbloccato, non so come hai fatto, ti sei iscritto al canale, benvenuto amico mio, e c'è il nome tuo qua e penso che ci rimarrà a lungo. Se qualcuno non è iscritto, provatevi a iscrivervi adesso, perché vuol dire che si è sbloccato tutto. Non so come hai fatto, cannone amico mio, ma alla grande. Ti ringrazio, e vedi che Stream Element ti ringrazia pure, grazie al canale, trovi il canale Telegram per le bottiglie in descrizione. Vedi che succede quando tutto funziona. Palo del Milan. Rachmani con le poche palle lo vedevo poi indirizzare il gioco guidando con le mani, secondo me è un regista da dietro, vedremo Luca, io non credo sia un regista, io penso sia più un marcatore, però il ragazzo è forte e è bene cominciare a vederlo, magari mi sorprende, ci sorprende e può avere anche la personalità di guidare
la difesa, perché no? In queste condizioni, senza Mertens, KK e Osimhen, quale squadra metteresti in campo per la Supercoppa? Aia. Ragazzi, senza questi tre, più o meno quelli che hanno giocato oggi, cioè al posto di KK devi mettere Maksimovic, al posto di Osimhen anche Mertens devi metterci Petagna. Non partirei mai con Lozano prima punta, perché Lozano deve stare là e deve prendersi i cartellini gialli degli avversari, e questo. Poi il resto si possono alternare. Osimhen, non è Bobotta, è il figlio perché è troppo piccolo, tutto a padre Bobottino. Tanto la blatta nel microfono non ti spaventa. Maledetta disgraziata. Chi ha fatto palo? Ramani al piede buono, altrimenti con Juric senza fisico il piede non giochi, ma soprattutto c'ha fisico. Il piede buono, ragazzi, io non lo so. Aspetto prima di dire Ramani c'è il piede buono, perché quello che ho visto è tanta fisicità, tanta anche corsa, è sempre sul pezzo, però il piede buono aspetto per dirvelo come cosa, ragazzi, questo c'è il piede buono, aspetto. KK e Mertens dovrebbero recuperare, speriamo. Non lo pronuncio nemmeno, è la mia fobia. Adesso lo sa tutta YouTube, lo sa tutta YouTube Italia, YouTube America, è la mia paura più grande. Sto male, mi sento male, mi viene da svenire, da vomitare e non va bene. Ragazzi, a quanti like stiamo? A quanti like stiamo? Perché voglio capire una cosa. Vale, hai notato che Maksimovic da quando ha deciso di non rinnovare il contratto sta giocando alla latrina? Sì e no, nel senso che il problema del contratto ce lo portiamo da inizio stagione e le prime partite di Maksimovic sono state buone, quindi non lego le cose necessariamente, le due cose necessariamente. Certo è che per me, seppure non rinnovi il contratto e vuoi farti prendere a zero, quelle poche occasioni che hai devi farti notare. Quindi non penso sia legato a quello, semplicemente un momento di forma non straordinaria. Ciao Valea, amici bellini, Aitan, sto vedendo Eibar Granada, insomma una mezza bobotta sto Granada, ma una grattata me la facciamocela. Comunque in classifica stanno tenendo bobotta, stanno tenendo botta in classifica. Mi piace Aitan che stai guardando avanti e stai studiando le partite, questi sono gli iscritti che voglio io, capito, che approfondiscono, va bene. Comunque oggi Kevin Donadio, secondo me è stato dimostrato che a livello fisico eravamo stanchi, oggi pure Abonanima e Fabian si è mosso a correre. Sì Kevin, però ricordiamoci anche che negli ultimi minuti delle partite anche col Torino abbiamo avuto reazione e velocità, quindi era per me stanchezza mentale, stanchezza sì, ma stanchezza mentale, fisicamente c'eravamo anche, ma se ti manca la testa le gambe non si muovono. Si è sbloccato, non è sono gli rutti, non è la blatta, maledizione. Ma se Fabian Ruiz se ne va mo o in estate, no, perché non mi filo chi lo vedrei. Purtroppo non credo che è un'operazione che si possa fare a gennaio. Anche io ho avuto questa sensazione per quanto riguarda Fabian, però ragazzi, magari parte da questa prestazione buona, si può partire un nuovo ciclo di un Fabian più svelto, più contento, lui, il cane, la pallina, i social, eccetera, eccetera. Ramani è stato il primo colpitore di testa dell'anno scorso, sì. Comunque migliore partita del Benevento so far, anche a detta di Sky, ma Benevento ha fatto tante ottime partite senza portare punti a casa, Vuol dire che magari, sai, questo Milan così forte proprio non è. Magari sono anche fortunati e qualche cosa cominceranno a pagarla. Non vorrei poi cominciassero a pagarla proprio con la Juve, perché vediamo il Milan e la Juve ricomincia. Non vorrei questo. Comunque era il vero Paolo Del Genio. No, Paolo Del Genio non sta su YouTube, Paolo Del Genio ogni tanto su Facebook, ma i social che fa Paolo Del Genio, non può stare in live con me. Alla fine sotto a Fabian gli vogliamo bene, dai, ma se vedi, io non lo so se l'ho tolto, scrivete punto esclamativo Fabian, se voi vedete, io avevo scritto, non lo so, può essere pure che l'ho tolto, il bot ti risponde, dai svegliati che noi crediamo in te.
Io, chiaro che voglio bene, ma come vogliamo bene a Bobotta, come vogliamo bene agli Usai. Dove sta Usai? Io voglio bene agli Usai. Usai voglio bene, è una mascotte, sono diventati mascotte anche i giocatori meno. Datemi Diego Demme, ne ho bisogno tantissimo. Ne ho bisogno tantissimo, Walter. Ho sentito di una possibile scambio tra Milik e Eriksen, un'operazione fattibile? No, non è fattibile assolutamente, è una stupidaginina. Ho visto quel canale, c'erano i suoi video. Magibang non significa, perché nei canali Official Club, cioè praticamente è un club, un fan club che recuperano i video di Del Genio e li postano per fare visualizzazioni, e fanno bene perché i video di Del Genio sono molto guardati, però non è lui in prima persona. Con Demme si arrizza, con Fabio, vedi, è rimasta, scitati che sei forte, crediamo in te. Crederci proprio non tantissimo, però diciamo che bene, oggi benino, meglio. Where is the Pollici? Dove sta? Ci siamo fermati con i like? Allora non volete che suono? Non volete che suono perché si scarsa, non sai suonare. Ho provato a cantare Napoli appresso a te e non ci riuscivo perché sbagliavi gli accordi. Mi rendo conto, non volete più che prendo il basso in mano, sono diventato uno youtuber, mi rendo conto, basta, appendo il basso al chiodo. Vabbè. Mamma mia, ha già fatto pure le bollicine doppie, proprio l'itrolitina, uscirà proprio il rutto del I will survive dei cake. Dei cake. I will survive dei cake. E quando tu mi dici I will survive, io penso solamente a Gloria Gaynor. Vado in difficoltà. Perché poi penso a Cake by the Ocean, però non è quella. Vado. Dimmene di più. Dimmene di più. Vedi che cosa è? Come fai a vedere la partita se da te erano le 11? Da me erano le 9 di mattina e la partita si vede a secondo. Cioè, comunque la partita capita nello stesso, non la vedo nel passato o nel futuro. Semplicemente c'è un diverso orologio in America, ma Nandes al posto di Fabian e Lovato al posto di Maximovic. Sì, due che mi piacciono. Nandez pare che la Roma sia in pressione totale. Attenzione, attore falanga però. Attenzione, attore falanga. Uè, bellino, buon Napoli. Zielinski spero riesca a smentirmi quando dicevo che forse al suo massimo Ruiz ha da capire che deve fare così. A Masunà? Grande Tore, sì. Suoniamo e te lo meriti. Sì, buon Napoli, sì, spero che riesca a smentirmi quando dicevo che forse è al massimo, sì, nel senso che può dare di più, sì, speriamo di sì. Non era Gloria Gaynor? Tu dici che giustamente Gloria Gaynor fa la cover di un classico I Will Survive, può anche essere, Dici tu, faccio uno di quelli là proprio fuori alla finestra con la Perrier, così, non lo so se mi libero completamente. A New York ora è l'ora in cui è iniziata la partita. Sei un po' confuso, amico mio, però non fa niente. Studia l'inglese. I Cake sono una band alternative rock di Sacramento, California, nata nel 93. Hanno pubblicato molti singoli di successo a partire dagli anni 90. Li approfondirò. Alternative rock del 93 devono essere tosti. Approfondirò e vedrò. Quindi I Will Survive non è una cover di quella là che c'è. First I was afraid, I was petrified. Comunque, al posto di Maximovic ci piacerebbe semplicemente Rachmani. Si potrà provare, secondo me, in futuro. Palo del Milan. Chi ha fatto Palo? Rutti con la 7-Up. Quelli pure erano potentissimi. Può arrivare un trofeo, secondo te? Anche una Coppa Italia mica mi lamenterei? Assolutamente. Io, se facciamo un po' di incetta di Coppa Italia, io le espongo. Voi lo sapete, non sta qua, ma nell'altra maglietta c'è il bollino della Coppa Italia.
mi piace vincere la Coppa Italia, mi piace anche la possibilità di vincere la Supercoppa, mi piace anche la possibilità di andare più avanti possibile in Europa League, perché la Champions ci dobbiamo solo divertire, l'Europa League puoi anche con un po' di fortuna puntare a vincerla, sarebbe una bellissima cosa proprio nell'anno in cui abbiamo perso Diego Armando Maradona. Andare avanti in Coppa UEFA sarebbe una cosa straordinaria. È effettivamente preoccupante se ci si pensa che con i pochissimi tiri che prendiamo a partita, per statistiche ne prendiamo meno in Serie A, piglia ad ogni tiro gol. Kevin, capisco la preoccupazione, allo stesso tempo guardala nel globale della Serie A, siamo la miglior difesa, vuol dire che sia il Milan che l'Inter, che tutti esaltano, prendono un sacco di gol e prendono più gol di noi. Se noi siamo in grado di fare un gol in più, perché no? Nel senso che pare che la questione della migliore difesa che vince il campionato non è più così, sta un po' cambiando la tendenza, Quindi sì, capisco la preoccupazione, però Ospina non ha fatto una parata, cioè è capitato solo quel tiro imparabile, ma poi non mi ricordo una parata di Ospina, quindi vuol dire che concediamo poco. Hai ragione, concediamo poco e comunque perdiamo. Ciao Valerio, sì, tutto bello, 4 gol fuori casa, ma manca un non so che, troppo facile da affondare il Napoli. Fortunatamente del Cagliari, squadre avversarie con centravanti tosti, il Napoli le busca. Salverani, no, non sono d'accordo. Oggi, cioè, è mai possibile che è sempre colpa degli avversari che sono scarsi quando vinciamo 4-1? E a che livello? No. Oggi non manca veramente niente. Oggi si può dire la cacata di Fabian che ha fatto fare il gol in commissione con Maksimovic, ma sinceramente io mi ritengo soddisfatto quando fai 24 tiri a porta e ne metti 4 dentro. Non me la sento. Non me la sento. Con un cammino forse un po' fortunoso siamo arrivati in semifinale, poi vabbè l'Arsenal, però lì veramente male noi, Signora, i limoni i like dei limoni, forza. 13 gol in 15 partite, non è male, dai, non è male. O forse 14. Fabian, 12° uomo in campo. Ora, 12° uomo in campo, cosa intendi? Sweet pasta. Non lo capisco. Vale, secondo te Tonali è sopravvalutato? Non lo so, a me piaceva tanto. Forse si sono fatti paragoni troppo azzardati con Pirlo, perché gli somigliava fisicamente col capello, eccetera, eccetera, ma non è assolutamente Pirlo. Sì, viene dal Brescia, sì, ma non è assolutamente Pirlo. È un giocatore anche che ha più fisicità, forse più interdizione. Lui si prende la 8 di Gattuso, per capirci anche le sue ispirazioni. Tonali è dietro Bennacer che sì. La risposta è questa. Forse è stato un pochino troppo sopravvalutato, si può dire. Poi magari cresce. Deve crescere. Abbiamo regalato la partita a una Lazio inguardabile che rabbia più che il pareggio con il Torino. Sì, però hai capito, con la Lazio ci può anche stare perdere se sbagli la partita. Col Torino no. Il Torino è troppo più scarso. Capì? Se arriviamo a 300 in 10 minuti accendo la cam. Ragazzi, potrebbe anche essere una minaccia, però vi va di vedere Marat che dice una cosa incredibile che me l'ha detta a me prima e non so se la può dire, però se entra la dice. 25 like a 300. Dai ragazzi che me ne devo andare. Tra l'altro siamo a 2 ore, quindi praticamente io ho finito i minuti di StreamYard e la prossima live sarà tutta laggata perché devo andare su Restream e non lo so se funzionerà. 12° uomo in campo per il Cagliari. Vabbè, no. Oggi no, ragazzi, la cazzata l'ha fatta, ce l'ha incorporata, però oggi bella partita. Oggi ha fatto una partita molto meglio dai. Lo sapete che sto bestemmiando Fabian dall'inizio. Oggi ha giocato molto meglio e lo dobbiamo apprezzare. Spero di sì, Angela, spero di sì. Ti dico una cosa, Angela, quello che ho notato è che è uscito Bakayoko ed è entrato Bobotta invece di Fabian. Presumo che Fabian, avendo fatto tutta la partita, magari salta la prossima. Ecco, potrebbe saltare la prossima.
Si è messo la giarrettiera, ragazzi, era una minaccia. Era una minaccia. Partiamo con i like, facciamo un ultimo sforzo. So che ce l'avete sotto, perché voi state così, no? Qualcuno di voi, io vi vedo. Gli occhiali rossi del subscribe. Io vi vedo che state così col cellulare, no? Ma Vira Kiss che ce l'ha fatta il dissing, ha parlato, no? Ci è piaciuta la cosa di Fabian, eccetera, eccetera, eccetera. Scorrete, cioè, avete il like, la chat. Se togliete un attimo la chat, vedete che vi siete dimenticati, c'è il like grigio. Vedete bene? Vedete bene che il like è grigio. Se ci cliccate sopra così, il like diventa azzurro. E azzurro è più bello, e se non diventa azzurro diventa comunque più scuro ed è più interessante da parte mia, perché così, se state dal cellulare, perché poi se ve la guardate così capisco che non esce, allora rimettetelo in verticale, fate questa cosina un attimo, così io prendo il basso e faccio contento a chi mi ha fatto la donazione e merita anche di sentire un pochino. Senza il basso noi non ce ne andiamo, lo vedete? Lo vedete la responsabilità che avete se non mettete il like? Questo è per quelli che stanno da cellulare. Se stiete i sesterzi, se state da computer, non avete scuse. Non avete scuse. Mettete il like immediatamente. Io 4-1 col Cagliari, non raggiungiamo i 300 like, ma stiamo scherzando? Cioè, non lo fate per me, ma fatelo per il Napoli. Oggi primo rigore a favore. Pepe. Aiuto, è caduta anche la bandiera dello scudetto, perché di scudetto non si parla, ragazzi. No, non credo, Vincenzo, è dura l'Udinese, è dura. Elmas sottotono, Politano in ripresa, no, secondo me Elmas non sottotono. Elmas ha giocato in zona Zielinski, non dietro, quindi da trequartista vero, ed è una cosa che deve farci vedere, perché il trequartista di Gattuso è diverso dal trequartista in generale. Non direi sottotono, pochi minuti. Politano in ripresa sì. Tra bassisti siamo vuole bene, assolutamente. Juve Udinese 2-2, qualcuno dice. È un peccato che Fabiano non collabora come lui è. Chissà, ragazzi, speriamo bene. Ti vorrei chiedere se secondo te il Papu Gomez serve veramente all'Inter, visto che Conte non usa il trequartista. Francesco Ascione, è una domanda molto interessante. Se Gomez va all'Inter, Conte lo utilizzerebbe come utilizza Sanchez, quindi da seconda punta, leggermente diverso da Lautaro e Lukaku. I movimenti che fanno Lautaro e Lukaku sono perfetti tra di loro, però Sanchez molto spesso è stato anche decisivo come seconda punta, quindi lo può utilizzare là. Se Gomez poi accetta addirittura, potrebbe fare anche la mezzala di fantasia, perché Gomez nell'Atalanta lo ha fatto, anche venire dietro al centrocampo, quindi lo può fare. Gomez è talmente intelligente che può fare la differenza anche a 32 anni, nell'Inter lo può fare. Eriksen non ha avuto nemmeno tante chance, bisogna dire la verità. Elmas ho visto entrare meglio del solito, vedi? Ma quei 3 che hanno messo dislike sono Rubentini, stanno ancora rosicando per la sentenza. Può essere, ma amica mia, tu devi sapere che i dislike fanno anche algoritmo. Non ti preoccupare, ci piacciono anche loro. Elmas, quando è in mezzala lo vedo proprio a disagio, secondo me dà il meglio quando è più vicino alle porte. Daniele, sono d'accordo. Deve pensare molto quando è mezzala, quando è più dietro, e Gattuso fa il nome suo una continuazione, quindi vuol dire che i movimenti, specialmente senza palla, non sono ancora quelli. Sì, Salberani sì, dopo vado dagli amici Neschio, Zoccolino e Prince più tardi. Tu lo saprai se sei iscritto al canale Telegram. Non fare il bacone, iscriviti al canale Telegram. Ma Papu è forte anche senza Gasperini? Io penso di sì, Mariano. Penso di sì. Papu è forte. A me piace. Ma il Bayern di Monaco ha vinto, sono dei trattori. Davvero tu credi che siano favoriti per la Champions? Io credo di sì, amico mio. Sono forti. Hanno giocatori anche sanno come
come si dice, rivoluzionare la squadra, però a poco alla volta inseriscono giocatori nuovi e freschi nella squadra già forte, poco alla volta. Quella è la forza loro, secondo me. Comunque sono nuovo, mi iscrivo al canale, sei un gran sportivo e vorrei chiedere a te un giocatore che prenderesti dalla mia Roma. Benvenuto Francesco tra noi, tra gli amici bellini, ti ringrazio. Un giocatore che prenderesti dalla mia Roma, Veretù, ovviamente è la risposta facile perché Napoli lo seguiva e ci farebbe tanto comodo un Veretù al centrocampo, però io ripeto sempre Spinazzola, che secondo me sulla fascia sinistra è tanta roba e secondo me è sottovalutato. Gomez serve all'Inter come gli è servito Eriksen. Per me il Papu, se vuole giocare in continuità, non deve andare all'Inter. Domenico, questo è vero, sicuramente sarebbe una seconda scelta se va all'Inter, però dimostrerebbe l'Inter che deve vincere quest'anno, se no non vince più. Non vince più. Quindi, la stera di... Saperà, ma tu puoi pure scaricare, cioè non è che non ho Telegram e te lo scarichi e te lo metti. Qual è il problema? Se è gratis Telegram, è come WhatsApp, è come tutte le cose. Si può fare, non fa ricchignenza, no, non mi ricordo. Baca conferma di essere un giocatore da riscattare. Tore, sono d'accordo. Non ha Instagram, non ha niente, vabbè, sei a social. Prendetevi questi 4 babà. Umberto Nano, ma è come se tu fossi un tifoso del Napoli che è venuto su un canale del Cagliari. Prendetevi, cioè, a loro. Giustamente. Va bene. Mancano 6 limoni, ragazzi. Mancano solo 6 limoni a 300. So che lo potete fare. C'è gente nuova che si è dimenticata. Vedi? Mi fido di voi. Vado a prendere il basso. Mi fido. No, niente Amedeissimo. Non sei Amedeissimo, sei Armando se non scarichi Telegram per me. Devi scaricare Telegram per me. È chiaro, YouTube sì, ma YouTube, essendo una piattaforma privata, decidono loro se vogliono mettere le cose, cioè, a volte la notifica non parte. Invece con Telegram io sono indipendente, capisci? Capisci? Si sente? Siete arrivati, eh? Non vorrei rompere niente, però... Ok, che poi Amedeo lo sanno tutti cosa significa, perché la Parlesia purtroppo pum, sei bicchieri, dai, non fare il tipo. 300 like, ragazzi, siete veramente straordinari, e meritate questo momento musicale dove non suonerò Napolè per farvela cantare, anche se me la sono studiata un pochino meglio e quindi quello in realtà non è sol e fa, è sol basso fa, che col basso è un poco complicato. È un poco complicato, quindi evitiamo accordi che non... Dopodiché faremo una live musicale completamente, mi preparo i loop, suoniamo, eccetera, eccetera. Comunque... Però no, aspetta. Non si vede. Black Dog. Però mi avevano chiesto Superstition e quindi piano piano, però ho paura che Superstition, se la faccio bene, è un poco... Se la faccio bene, se non la sporco un pochino, questa è insomma un poco complicata.
questa è pezzo di Stevie Wonder versione Red Hot Chili Peppers che slappava come un pazzo. Comunque ragazzi, siete straordinari, io vi voglio un sacco di bene, vi ringrazio per il vostro supporto, per aver seguito il canale, per aver seguito l'altra piattaforma, e ci divertiremo sull'altra piattaforma. Ripeto a tutti quelli che sono qua, se avete Amazon Prime c'è un modo per supportare Valerio Fluido, il canale Caffè Napoli 1926, che per voi è gratis, è come un like, però diventa supporto per me, quindi scrivetemi in privato. Sapete come fare su Instagram o sulla stessa canale piattaforma Viola, mi potete seguire anche lì e vi dirò come fare. Siete straordinari, lasciate i like residui che vi sono rimasti sotto alla tazza, perché lo so che sotto la tazza c'è un like vedi, e il bicarbonapoli andrà bene. Ci vediamo stasera più tardi, dopo, vedi, sulla piattaforma di questo colore qua, alla grande. Così dovete fare, mi seguite dappertutto e non ce ne andiamo più. A un certo punto tornerà la musica, io dico no, ma quando mai non vengo a suonare perché ho i miei amici bellini, devo dare audienza a loro, ai miei amici bellini che hanno bisogno di me, e io corro perché gli amici bellini hanno bisogno di approfondimento tattico, hanno bisogno di pagelle, di lavagnette, devono capire se il 4-2-3-1 si può fare, se il Napoli può giocare solo con il 4-3-3, tutte queste cose qua, i limoni, rumori, amore e tutto il merchandise, è così. Quindi io praticamente la musica, no, mi devi dare, vedi Carlo, vedi, bravissimo, è così che si fa, è così che andiamo avanti, è così che... Mannaggia, ma facete un cazzo. Alle volte il basso va picchiato. Per questo mi piace rispetto alla chitarra, perché la chitarra, sai, tu... il basso lo puoi anche picchiare. Lo puoi anche picchiare, ma non lo so se voi magari in cuffia sta succedendo un macello, però mi dispiace. Si può suonare in tutti i modi. Vi voglio bene. Che vi posso dire? Vi voglio bene.